Amici della Milano Football Cup, abbasso un po' i volumi, benvenuti, bentornati alla 10ª puntata di Tocco di Classe, un applauso. Vabbè, anche meno, alla 10ª puntata e come al solito con me ci sono Ludovico Lombardo, il nostro presidente, e Matteo Levi, il nostro esperto. Oggi ti do questo appellativo. Grazie. Ciao, Come ragazzi. state, ragazzi? Tutto bene, tu? Ma non c'è male. Oggi sarà una puntata, lo diciamo subito, probabilmente Lunghissima. maxi, esatto, perché c'è tantissimo da parlare. Nelle altre città, a Milano si sono giocate 5 partite e arriveremo ai quarti settimana prossima, come in realtà un po' in tutta Italia. Però adesso volevo chiedervi un po' di cose sul fatto che siamo alla 10ª puntata, perché comunque è un piccolo traguardo, ancora molto, come dire, molto blando come traguardo. Però di queste 10 puntate qual è stata la vostra preferita? Secondo me è l'ultima. La scorsa? La Ci sta. scorsa. Beh, sì. Difficile scegliere. Mi hai colto un po' impreparato, però sì, no, in verità risponderò in maniera un po' paracula, dirò tutte. Wow, la prossima. Esatto. E allora, a me è piaciuta molto la scorsa, però volevo anche ringraziare gli ospiti che ci hanno aiutato a far conoscere almeno al nostro pubblico il podcast. Adesso siamo in un periodo un po' più opinionistico, perché ci sono tanti temi da analizzare e forse le puntate con gli ospiti del Moreschi e del Cremona hanno un posto speciale nel mio cuore, esagerando. Tra l'altro ne approfitto anche per fare una marchetta, Press, perché la page che era MFC Access l'abbiamo trasformata per una questione proprio contenutistica in Tocco di Classe Podcast. Il motivo, poi se vuoi aggiungere qualcosa, è banalmente che stavamo caricando molti contenuti legati al podcast. Quando avremo news magari utilizzeremo lo stesso entrambe le page, però principalmente Tocco di Classe merita secondo me il suo spazio. Press, cosa... Assolutamente, anche secondo me, sì, perché ormai stiamo postando solamente reel del podcast e anche perché tutte le altre notizie che mettevamo su MFC Access alla fine le mettevamo sul profilo principale della Milano Football Cup. Esatto. Poi sai, facendo altri 6 tornei in tutta Italia, tendenzialmente doveva diventare IFC Access, no? Esatto. Solo che a quel punto abbiamo dato priorità a renderla solo e esclusivamente di Tocco di Classe, quindi solo di questo podcast, e poi in tutti i profili dei vari tornei metteremo le notizie che avremo messo qua sopra. Siamo, oltre che alla 10ª puntata, alla 9ª settimana di Italian Football Cup. Prima di partire con l'analisi nelle varie città, volevo farvi una domanda che non è neanche in scaletta perché mi è venuta sul momento. 10ª puntata, quindi 10, chi è il vostro 10 preferito nel calcio? Scegliete voi se è ancora in attività o in generale. E poi chi è il vostro 10 preferito nella storia della Milano Football Cup? A voi. Allora, 10 preferito nel calcio. Paul Pogba. Attenzione. Anche se forse quello col 6 era meglio di quello col 10, però va bene. E nella Milano Football Cup DM10. Diego Maggini. E ci abbracciamo. Press? Il 10 nella Milano Football Cup, parto da lì. Secondo me è difficile. Secondo me Diego Maggini anche per me. È difficile differire, qui ci provo. Anzi no, Tommaso Saluzzi. Anche io avrei detto Tommaso quello. Saluzzi. Anche se non ha le caratteristiche di un 10, forse più di un 8 rispetto a Diego. Sì. Però anch'io ero indeciso tra loro due, provo a dirne un terzo, magari legato a questa stagione. Mi è piaciuto molto, un giocatore di cui parleremo molto, non è il mio preferito ma è per differire, Spolaor. Ne parleremo in negativo ma non ha colpe, lo scoprirete poi. Invece il 10 preferito nel calcio dei grandi, diciamo così, Press? Francesco Totti. Ci sta. Non un altro DM10, Diego Maradona? No, Ok. non l'ho visto giocare, quindi Ci sta. purtroppo... Bene, la 9ª settimana di Italian Football Cup, vorrei partire da Verona perché si sono chiusi i gironi, ne avevamo parlato abbastanza approfonditamente nella scorsa puntata. Con le ultime 2 partite si vanno a chiudere i gironi e quindi abbiamo gli accoppiamenti dei quarti e delle semifinali, perché appunto ci sarà da capire meglio come funziona il tabellone.
E intanto dico che si sono disputate 2 partite che però di fatto non si sono giocate, purtroppo, perché una delle 2, soprattutto quella tra Pindemonte e Maffei, poteva essere decisiva, ma non si è giocata per problemi credo organizzativi non del torneo ma delle squadre, e di conseguenza il Messedaglia batte lo Stimate per 3-0, mentre qui vediamo il Pindemonte battere il Maffei sempre per 3-0. Quindi si delinea di fatto quella che sembrava già la classifica alla vigilia per il girone B. Il girone A si è concluso settimana scorsa, presto se ci aiuti con la grafica la leggiamo. Il Messedaglia vince il girone nonostante, i 7 punti come il Pindemonte, la differenza reti come il Pindemonte. Non so in questi casi cosa scelgano a Verona, Press, perché vedi che c'è sempre la classica legge in tutta l'Italian Football Cup, Ok. cioè prima scontri diretti, poi differenza reti e poi tutto quello che ne viene dopo. Quindi il Messedaglia passa come prima e si qualifica in semifinale direttamente, mentre il Pindemonte, arrivando seconda, dovrà affrontare la terza del girone A, nella sfida che quindi sarà Pindemonte-Copernico. Adesso arriviamo con le grafiche. Questo è il Ecco girone qua. A. Esatto, il Seghetti invece qui passa come primo, quindi è già in semifinale, e invece il Fracastoro, arrivando secondo, andrà contro il Maffei, che è rimasto terzo non avendo disputato la partita contro il Pindemonte, appunto. E ti faccio vedere il tabellone, che dobbiamo riempirlo noi, ma lo facciamo al volo, perché nel Esatto. primo slot, Vai. la prima classificata del girone A è, come abbiamo detto, il Messedaglia, e sotto affronterà la vincente di Fracastoro Maffei. E nella parte destra invece il tabellone è già in semifinale il Seghetti e affronterà la vincente tra Pindemonte e Copernico. Esattamente, quindi purtroppo non c'è tanto da analizzare perché di fatto sul campo Non hanno giocato. non si è giocato, ma questi sono comunque delle notizie importanti. Abbiamo le prime 2 semifinaliste che attenderanno l'uscente dai E playoff o quarti. Farei chiamateli una come piccola menzione di merito a tutto lo staff organizzativo e anche ai ragazzi che comunque giocano, perché hanno sopportato un campo cioè non molto, diciamo, da standard di Italian Football Cup. Esatto. I quarti di finale li facciamo in uno stadio veramente, cioè in un centro sportivo veramente bello. E allora, prima di passare, scusami... Venerdì 16 maggio, scusa. Certo, bravissimo, giusto dire, il venerdì 16 maggio si giocheranno entrambi, giusto? Sì, I playoff o quarti di finale. quarti di finale, sì. Prima di passare alla Roma Football Cup, dove invece andremo un po' più in campo, io direi sigla. E Vai. possiamo ufficialmente partire con la 10ª puntata. Magari col volume. Allora, a Roma intanto volevo fare una piccola menzione alla Verona Football Cup, che inizia ad avere il suo seguito comunque anche sui Sì. social, 600 follower, più di tocco di classe, attenzione. E a proposito di seguito, anche la Roma sta riscontrando i propri successi, perché siamo a 900. Ragazzi, seguite anche il profilo della Roma Football Cup, così raggiungiamo i 1000 follower, dai. Mentre si è giocato il primo e unico finora quarto di finale tra Talete e Orazio, quindi la prima della classe e l'ottava, si è concluso con un sonoro 7-3. Dopo che il primo tempo è finito 2-1, quindi sembrava essere una partita più equilibrata, ma nel secondo tempo il Talete, con l'esperienza, perché ricordiamo sono i campioni in carica, e con la forza dei suoi giocatori su tutti, Scirocco, Tutore e Onore, tutti in doppia marcatura, Tutore addirittura in tripla. Infatti poi leggiamo la classifica marcatori all time, oltre che quella attuale per quanto riguarda il Talete, 7-3, che è un risultato come al solito quasi tennistico. Qui addirittura hanno vinto un game in più del dovuto. E cosa avete da aggiungere, ragazzi? Secondo me il Talete si conferma sempre di più probabilmente la papabile vincitrice, quindi adesso poi bisogna vedere gli altri quarti di finale, come reagiscono il Nomentano, il Rome City, il Gullace e tutti gli altri a questa vittoria netta sull'Orazio. E sì, secondo me c'è poco da dire. Sì, la squadra da quel lato lì forte. del tabellone sono nettamente favoriti per andare in finale, e poi appunto invece dall'altra parte ci sono, diciamo, le altre squadre papabili sono tutte dall'altra parte del tabellone. Poi chiaramente la palla è rotonda, però queste sono, diciamo, le aspettative che abbiamo noi, e perché abbiamo Nomentano contro Isvia Roma, che anche loro sono, diciamo, Nomentano è arrivato secondo, ma sarà una sfida equilibrata anche da quanto dicono i ragazzi di Roma. E poi c'è il Rome City, che comunque anche è arrivata terza, ed è sicuramente un'altra squadra che potrebbe dare il filo da torcere, però appunto sono tutti dalla parte destra del tabellone, quindi diciamo che perlomeno
All'ansia di partenza la strada per la finale per il Thalete è abbastanza spianata, però staremo a vedere. Domani sera appunto si gioca a Rome City Newman e a questo punto, visto che abbiamo visto le plurimarcature di Onore, Scirocco e Tutore, leggo i gol per quella che è la Roma Football Cup 2025. Onore già 9 gol, quindi veramente tanti, perché 7+2 giustamente 7+2, dei quarti, esatto. mentre Scirocco anche lui adesso arriva a 8, esatto, perché da 6 anche lui doppietta, arriva a 8, e poi Tutore in realtà che segna una tripletta, mi sembra che fosse a un solo gol in stagione, infatti se lo cerchiamo non dovrebbe esserci nella grafica della classifica marcatori, ma con questa tripletta, esatto, arriva a 4, quindi intanto entra nei marcatori, diciamo, che si guadagnano la grafica, diciamo così, e però lo scorso anno Tutore, se non sbaglio, è stato il miglior marcatore del torneo, forse se la giocava con Caucci, suo compagno di reparto, e quindi lui all time è a 10 gol e credo sia il miglior marcatore attualmente della Roma Football Cup, forse al pari con Scirocco, esatto, potrebbe essere entrambi a 10. Quindi Onore è a 2 gol da Torti. Esatto. In stagione, esatto. Perché ci sarà un premio a fine anno per il miglior marcatore di tutti i tornei. Nonostante ricordiamo che i minutaggi a volte siano un po' differenti. Non so se minutaggi e anche partite, perché adesso Onore ha 9 gol e gli mancano potenzialmente con la finale 2 gol. Cioè due partite, certo. Scusa, più ovviamente la Supercoppa. Torti invece ha ancora a disposizione alla Milano Football Cup 3 partite, potenzialmente quarti di finale, semifinali e finale, e poi anche la Supercoppa. Quindi Torti ha più possibilità. Poi però bisogna vedere se vanno avanti, ecco. Esatto. E Onore che però, nonostante non sia attualmente ancora il miglior marcatore della all time della Roma Football Cup, è ben lanciato perché lo è nel 2025. Andate a seguire a questo punto anche Andrea Onore, facciamo arrivare anche a lui a 1000 follower se riusciamo. E niente, è stata sentenziata, come dicevate voi, la strada per il Thalete, anche con questo sonoro 7-3, l'MVP, è vero, l'ha vinto proprio colui che ha fatto tripletta, direi che è più che giusto. Quanto è bello il logo, lo stemma dei campioni con il logo di Roma, eh? Molto bello. Assurdo. E adesso Forse poi più ne facciamo vedere un altro. Sì, secondo me è più bello del nostro. E anche qui si è giocata una sola partita, la prossima si gioca domani sera, guardiamo a questo punto anche le date delle altre due per poi andare oltre. Il 15 maggio alle 21 Nomentano Isvia Roma, e l'ultima che poi deciderà appunto la rivale in semifinale del Thalete, Gullace Pacinotti, giusto? Che poi, scusate, il Thalete è l'unica delle squadre che hanno vinto l'anno scorso ad avere la possibilità di rivincere quest'anno, perché vero, il Moreschi e le Stimate sono già entrambe fuori. Bisogna vedere come. È vero, col Sant'Elia. E Sant'Elia è vero, però appunto il terreno comunque è abbastanza agli albori, a Como invece il Thalete è già abbastanza indirizzato verso la finale, quindi c'è la possibilità di un bis. Domanda flash prima di chiudere: quale sarà la finale? Finale proprio. Sicuramente a questo punto ci metterei il Thalete, e poi sarà curioso vedere Nomentano Rome City. Io dico Rome City. Io dico Nomentano. Per essere un po' esatto. Thalete Nomentano. E saremo lì. 30 maggio alle ore 21:15. Thalete Nomentano. Questo non lo sappiamo. È un quarto. È un quarto perché così almeno c'è. Ma vi aspettiamo. Numerosi. Venite alle 7:30, così state sicuri. Sì. E poi passiamo a Como, che è iniziata la Como Football Cup e qui forza. direi che il press può deliziarci con i suoi racconti. Assolutamente, perché abbiamo... Aspetta, ho sbagliato. Stavo andando indietro. Eccoci qua. Inizia la Como Football Cup. Si sono giocate ben 3 partite. La prima ha vinto il Manzoni contro il Setificio. Il Manzoni si conferma... cioè non si conferma, scusate, perché è il primo anno che partecipa il Manzoni alla Como Football Cup, però esordio con vittoria e vince e convince, perché i giocatori in campo, mi dicono i nostri ragazzi che organizzano, la squadra è forte, gli inviati. La squadra è forte. Noi settimana prossima andiamo a vedere una partita, io e Matte, andiamo a vedere una partita di Como, ma mi sa che non c'è il Manzoni, adesso poi dobbiamo capire chi c'è. E il Manzoni batte 2-0 il Setificio, che aveva perso la finale dell'anno scorso a Como. Il Setificio comunque è una squadra compatta, ben organizzata, ha ancora le sue possibilità secondo me, perché poi faccio un piccolo salto, ha perso contro i campioni in carica 2-1 il Sant'Elia. Tra l'altro guardiamo un attimo il logo del Sant'Elia, è molto non calcistico, ecco, vediamo se si vede meglio. No, da qua non si vede bene.
e anche con il Sant'Elia, quindi campioni in carica italiani, nazionali, non solo della Como Football Cup, il Setificio fa una partita comunque dignitosa, anche perché per poco la stavano per pareggiare, no? Fino all'ultimo sono rimasti in gara e hanno fatto purtroppo i 2 gol che ha segnato il Sant'Elia, vengono da 2 errori del Setificio, però sono sempre rimasti in gara, ecco, quindi rimane una squadra che ha le sue chance, ecco, a differenza del Pessina che perdere all'esordio 5-0 magari ti condanna un po' sia a livello di differenza reti, sia a livello di numeri, sia magari anche mentalmente. E il Terragni invece fa un esordio meglio di così non si poteva fare. No. Quindi ecco, io sottolineerei un attimo poi la maglietta bellissima del Sant'Elia. Questa è clamorosa. A parte per il loro logo è peggio. Possiamo dire che il loro logo è peggio del logo in mezzo dell'italiano? Cioè il loro logo a confronto del logo centrale ok, certo, Vabbè, non è un logo di una squadra di calcio, però comunque immagino su una felpa. Sì, è vero. Ma l'avevamo già detto, mi sa. Sì, comunque sì. Però comunque non è neanche brutto, secondo me. No, ma poi per concludere in breve su Como, l'organizzazione delle partite a Como diciamo che si basa su un girone all'italiana, quindi ci sono 5 scuole che competono si scontreranno tutte l'una con l'altra e per arrivare nei primi 3 posti che assicureranno un biglietto per appunto un triangolare finale e le prime 2 di questo triangolare, possiamo chiamarla la fase playoff, andranno in finale e poi la vincitrice all'Italian Football Cup. Tenere d'occhio molto bene questo torneo perché la qualità è molto 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 alta. Vi faccio notare solamente una cosa: nei risultati finali non vengono segnalati i nomi. Perché è dato, secondo te, non vengono segnalati i nomi? Ma possiamo dirlo? Sì, io ho la sensazione che sia perché il livello è talmente alto che potremmo, facendo i loro nomi, non fare le fortune né loro né di qualcun altro che gestisce magari il loro cartellino. Esattamente. Però sì, non è un caso che la campionessa in carica, non solo di Como chiaramente, ma italiana, giochi a Como, e secondo me l'obiettivo per chiunque esca da qui è fare bis per la città di Como, appunto. E anche qui si sono giocate 3 partite molto interessanti, come ci ha giustamente spiegato Ludo. Il Terragni dovrà affrontare ancora una squadra magari del livello che ci ha mostrato con questo 5-0, quindi o il Sant'Elia, lo stesso Setificio, come hai detto giustamente tu. La prossima che affronta è contro il Setificio. Esatto, il Setificio che, come hai detto giustamente tu, nonostante le 2 sconfitte ha mostrato grandi cose, perché comunque impensierire anche solo i campioni d'Italia è motivo di lode, e di conseguenza quando ci sarà Terragni e Setificio probabilmente capiremo chi è la favorita per aggiungersi proprio a Sant'Elia e Manzoni, che sono già le favorite per il triangolare. Dopo abbiamo già spiegato giusto come funziona il tabellone, Matte? Esatto. Grazie, sì. E di conseguenza passerei a Torino, perché lì c'è davvero tanto da dire, non che qui ci fosse poco, ovviamente. Gabri Pando, chi è? Bene. Allora, Matte, voglio partire da una domanda. Come sono andati i tuoi ragazzi del Primo Levi? Abbiamo visto un 4-2 contro l'Avogadro. Allora, li ho sentiti, ma io, vabbè, c'è da dire che li sento quotidianamente, quindi certo. non è qualcosa di raro, ecco. E no, li ho sentiti molto bene, molto carichi, sono pronti per la fase finale, perché alla fine quanti punti hanno? Penso abbiano vinto 2 partite? 3 partite? 3 partite. 3 su 3? Sì, questa era la più difficile. Mamma che presidente che sei. No, vabbè, ma perché lo dà per scontato, ho talmente tanta fiducia nelle esatto. persone che ho messo nei ruoli giusti, quindi, come dire, non mi Come si chiama il capitano? Non ho assolutamente idea, no, però no, allora, a parte gli scherzi, la partita più difficile fino a qua del Primo Levi, che comunque appunto fino adesso è sembrata abbastanza uno schiacciasassi, chissà perché, no, e appunto l'hanno vinta 4-2 con comunque confermando, diciamo, quello che sono state un po' le prime i primi segnali che hanno dato con le prime 2 partite, perché appunto, come dicevamo, sono sembrati una delle squadre più in forma, se non la più in forma della Torino Football Cup, e anche con un avversario del calibro dell'Avogadro hanno dimostrato ancora una volta di poter essere tra coloro che possono ambire a vincere questo torneo. Ce la descrivono proprio come la favoritissima. Qui è forse il press del Primo Levi, quindi non il press dell'Italian Football Cup. Matteo Levi
forse è stato un po' cauto, perché giustamente non bisogna gasare troppo i ragazzi, e ci segnalano in particolare Abela, spero di pronunciarlo bene, perché lo abbiamo visto anche nella partita contro il D'Azeglio, è un esterno destro di piede mancino, quindi favorisce il rientrare in campo. Ci hanno descritto proprio come un ballerino, il bailarin potrebbe essere il suo soprannome, perché danza sul pallone. Bello il bailarin, eh? Avevo soprannominato così Trecozzi in un commento, ma poi è meglio per Abela, dai. E niente, è anche stato sfortunato domenica, perché ha trovato la gioia personale con il gol, nonostante non abbia il pallone vicino alla grafica, al suo nome, però era anche stato sfortunato in precedenza, perché ha preso 2 pali nel giro di pochi minuti, uno rientrando e calciando forte sul primo, uno tentando il mancino a giro sul secondo palo, e nel giro di pochi minuti ha preso 2 pali, appunto. E a questo punto non lo usiamo mai, e quindi permettetemi di sfruttare il mixer con un bel palo. Cioè ha preso, scusa, in 2 minuti? 2 pali. 2 pali. E poi... No, non dirlo, so cosa vuoi dire, non farlo. E tra l'altro mi segnalano anche Villano e Pregnolato, che sono tra i protagonisti. Villano è un centrocampista che fa da metronomo, detta i tempi, è la valvola di sfogo del centrocampo del Primo Levi, palla lui e poi lui imposta, tentando magari di cercare il bomber, che è Pregnolato, un attaccante letale in area di rigore. Ma soprattutto, appunto, gli organizzatori di Torino sono rimasti stupiti da Abela, questo giocatore che, diciamo, se costassero i biglietti alla Torino Football Cup varrebbe il prezzo del biglietto, perché è quel giocatore che fa divertire. Vabbè, vale il prezzo dei mezzi pubblici. Bravo, per andare a vedere. Esatto. Ricordatevi ATM Datto podcast a novembre, ma quella è un'altra storia. E quindi il Primo Levi, di cui avevamo già parlato nella scorsa puntata, analizzando particolarmente Ferrario e il loco Diego Ferrario, te lo ricordi presso ovviamente, sì. E aggiunge anche tanti interpreti che ci segnalano essere di valore, ma poi appunto battere l'Avogadro di Giancola, che noi abbiamo chiamato Giancola, è l'ennesima prova di forza dopo un 5-0 e un 10-1, quindi assolutamente sono tra i favoriti. Poi ci segnalano che il Giolitti di Laureana vince 3-0, ma a tavolino, purtroppo anche qui non riesce a probabilmente raccogliere l'11 da schierare il D'Azeglio. E poi abbiamo sempre parlato del Giolitti, dell'Avogadro e del Primo Levi, quindi abbiamo sempre involontariamente analizzato il girone A, ma c'è anche un girone B a Torino presso. Esatto, che la vediamo qua. E l'ha vinto il Cairoli, ma esatto. È bellissimo questo girone, perché nonostante ci venga descritto il Convitto come una squadra comunque competitiva, non sono mai riusciti a vincere, e le altre squadre hanno una sconfitta e 2 vittorie tutte, quindi sono tutti a 6 punti, e di conseguenza qui c'è scritto che nella descrizione, quindi ci suggeriscono che il Cairoli si aggiudica il primo posto del girone, di conseguenza dovrebbe essere passato, ma le altre 2, che sono Majorana e Mazzarella, sono entrambe a 6 punti. Sei sicuro? Sì. Mazzarello, ok. Sono entrambe a 6 punti. Da capire, presto usciranno le grafiche, quale delle 2 passerà come seconda. Mi ha appena risposto il grafico. Perfetto. Aspetta. C'è solo un problema. Bene, ok, sì, usciranno. Ok, perfetto. No, però parliamo anche di un po' di giocatori del Cairoli, se mi permettete. Anche qui ci hanno segnalato dei giocatori da seguire. Intanto il Cairoli batte il Convitto per 4-2, quindi mi permetto prima di parlare del Convitto, così poi ci dilunghiamo sul Cairoli. Da segnalare nel Convitto Spandri, anche lui è un attaccante, anche lui un bomber, ha fatto doppietta in area di rigore, praticamente direbbe un telecronista che a me piace molto, non ci sono paragoni, quando parlava di Mauro Icardi, perché ogni pallone che tocca lo rifila in porta. Come si chiama questo telecronista? Gabriele, no, scherzo, Riccardo Trevisani, il mio preferito, il mio punto di riferimento. Rotolo e Scopone invece sono altri 2 giocatori da tenere d'occhio, perché anche se purtroppo non lo potremo più fare in questa stagione, perché Rotolo è il 10, un giocatore molto tecnico, anche lui imposta, ma attacca anche la profondità, nel senso che può fare sia da regista arretrato che da regista offensivo, con la 10 sulle spalle, fa chiaramente della qualità tecnica del primo controllo la sua forza, e
Poi abbiamo Scopone, che è un portiere, il portiere del Convitto, nonostante abbia preso qualche gol, forse di troppo, non probabilmente per causa sua, ma per la forza delle avversarie. È un portiere che stupisce per la sua agilità, non essendo tanto alto, deve per forza essere agile per poter arrivare come i ragni in tutti gli angoli della come porta. era Gillet del Torino tanti anni fa, mi ricordo che Mamma mia, era uno dei Ci sei andato a tirare fuori io? Mamma mia. era un portiere bassissimo, sarà stato 1,70 m Vabbè, probabilmente. non penso. No, non così basso. 1,75 m facciamo, Va bene, dai, va bene. per aggiudicare facciamo anche 76. Va Ed era molto agile, però Sì, lo sì, salvava sì. quello. Beh, anche Reina non era Anche così Iker alto. Casillas non è un gigante, Sì, però no, è anche molto Courtois. agile. No, beh, Courtois perfetto. Che Donnarumma. Ma soprattutto Scopone, per concludere sul Convitto, stupisce per la sua leadership. Noi conosciamo portieri che alla Milano Football Cup hanno fatto la storia grazie alla loro leadership come Maldifassi, e quindi sappiamo che può essere un'arma in più. Per tornare e poi chiudere sulla Torino, sul Cairoli, ci viene segnalato il capitano della squadra, Bresciak, che è un grande difensore, così come Brescia, ma non sono da confondere. Brescia che Brescia, Marcello Brescia poi chi lo conosce sa. Invece Bresciak è un difensore molto molto alto, capitano anche lì con leadership invidiabile, gestisce tutte le retrovie, immagino tutta la squadra a livello emotivo, caratteriale. E il Cairoli parte male perché perde la sua prima partita, ma vincendo le successive due con una discreta differenza reti, mi sembra di capire, passa poi come primo. E quindi abbiamo anche un quadro un po' più chiaro nel girone B, anche a Torino, quindi siamo alle porte per i quarti di finale. Sì, perché settimana prossima iniziano. Molto Quindi mancano le partite di questo weekend e settimana prossima entriamo nel vivo della fase finale. Quindi in 4 tornei su 7 siamo già alla fase finale, essendo maggio, anche perché la prima settimana di giugno c'è la Supercoppa. Manca Como, manca Napoli e manca Livorno ad accedere alla fase finale, però entriamo sempre di più nel vivo. Poi la finale di Torino sarà Attenzione. domenica 25 dicembre. No, scherzo. Sarebbe maggio. tosta. Domenica 25 maggio, la sera tendenzialmente, adesso poi capiamo. E niente, lì stabiliremo chi dovrà affrontare la vincente di Como all'Italian Football Cup. Poi non voglio dire nient'altro. Ok. Esatto. Plachiamoci qua che... Bene. Esattamente, quindi anche Torino giunge ai quarti di finale, così come chiaramente a Milano. Siamo ormai alle porte per i quarti di finale. Questo è il motivo per cui la puntata sarà maxi, ovvero chiaramente tutti i tornei vanno, se ne aggiungono altri perché tra poco arriverà anche il turno di Livorno e poi di Napoli, o prima di Napoli. Ok, poi scusami. Livorno. Esatto, e quindi saremo con 7 tornei in attività, diciamo così, ed è chiaro che ogni... Ah, è uscita la nuova grafica, Certo. bellissima. Ma l'ho messa quando abbiamo... Tu pensi che qua noi pettiniamo le bambole? No, assolutamente no, assolutamente no. Sono io al Appena massimo. io stavo preparando tutto qua, stavo montando tutto qua Sì? e ho messo la grafica. Mamma mia, ragazzi. Mentre Guarda tu che eri devi fare sui così, mezzi, devi- così. condividi post. Basta un click. Sul fai device, questo. ricordati, sul Dai, device. Vai. Continuiamo che qua sennò. E quindi è questo il motivo per cui di puntata Sono in il puntata, presidente, sì, esatto. certamente, ma di puntata in puntata probabilmente ci dilungheremo sempre di più. Io oggi partirei a ritroso, perché abbiamo subito dei temi caldi che non riesco più a trattenere. Mi piaci. Grazie. Non è vero, però vai. Vabbè. Cioè ogni volta è un punto più basso. Sì, ormai pensa, alla finale stiamo a petto nudo, a torso nudo. Adesso non esagerare. senza maglietta. In curva magari. No, curva press. Lei è pro o contro il tifo organizzato? Io sono assolutamente contro. No. No, sto scherzando, sono assolutamente pro. Se fatto con un'intelligenza sono Esatto. assolutamente pro. Lei, dottore? Senza alcun dubbio. Ok, Però bene. ci mancherebbe altro. Infatti, come al solito, noi non abbiamo, come dire, preferenze per nessuno, però fa sempre male, lo vedremo poi tra le eliminate, perdere le curve e il tifo organizzato, perché a livello proprio di cornice performano tutti meglio. Forse tutti tranne chi si deve occupare di tenerla calma, perché quello è stressante, però per i giocatori in campo, per chi si occupa della produzione, avere il tifo organizzato e quindi delle curve che cantano fa davvero la differenza, come diciamo sempre. Vai. Partendo al contrario, Vittorini Faes è stata l'ultima gara degli ottavi di finale, si è giocata ieri, e il primo pronostico sbagliato di una lunga serie da parte mia. Infatti Non dico niente. Vai, ok. Continua, No, ma infatti finisci il discorso. nonostante No, loro non finisci il abbiano discorso. detto, nonostante loro non abbiano detto nulla alle interviste, poco prima di essere intervistato, Federico Bellandi mi ha detto chi è che doveva vincere? Quindi ormai, ragazzi, sono un bersaglio per i nostri giocatori. Comunque, che partita è stata, ragazzi?
Allora, inizio io perché sono arrivato prima al campo. Sì! E visto che è diventato un meme questa cosa, facciamoci valere. No, allora, secondo me è una partita tra due squadre molto, molto forti. Due belle squadre. Un FAES che, come molte altre squadre, chiaramente ci dispiace che sia uscito, ma come anche molte altre squadre che sono uscite già prima, ben prima degli ottavi di finale. Quindi una squadra assolutamente con degli ottimi valori in campo, una difesa ferrea, e poi chiaramente anche un paio di giocatori offensivi di livello. Spiace solamente che non si siano giocate, come dire, non siano giocati le loro carte al 100%, perché Esatto. come dire, Spolaor a mezzo servizio, soprattutto in una squadra come il FAES, che non è che abbia 1000 interpreti offensivi del valore di Alessandro Spolaor, chiaramente fa tutta la differenza del mondo. Poi non è una scusa, perché anche dall'altra parte Scotti era a mezzo servizio, è entrato solo l'ultima mezz'ora, quindi, come dire, i due migliori giocatori offensivi di entrambe le squadre possiamo dire che fossero a metà della loro forma, però forse pesa meno l'assenza di Scotti nel Vittorini rispetto all'assenza di Spolaor, perché chiaramente il FAES e si è visto, ha fatto molto molta fatica, soprattutto nel secondo tempo. Esatto. Per il resto partita molto equilibrata, e è stato bravo il Vittorini a reagire subito, perché ha preso gol subito all'inizio del secondo tempo, e dopo 2 minuti ha fatto il pareggio con un insolito Peronaci per quanto riguarda, diciamo, lo stacco, perché ha fatto 2 gol di testa. Nel senso, non ha un fisico né una predisposizione da colpitore, però è stato bravissimo, perché appunto ha messo subito, come dire, ha rimesso subito in partita i suoi ragazzi, e poi ha trovato il gol alla fine decisivo, perché il FAES obiettivamente dopo il 2-1 ha fatto ben poco per rendersi pericoloso. Tra l'altro l'ha detto anche Peronaci stesso nell'intervista, che non gli era mai capitato prima in carriera. Invece tu, Pres, che partita hai visto? No, ma io devo essere sincero, sono arrivato per ultimo al campo, anche se con Datto, però tu sei sceso dal van prima di me, quindi Datto, vado io. Allora, voleva rifare la gag. Vabbè, gli è riuscita. Allora, no, confermo tutto quello che ha detto Matte. Io voglio partire dal fare i complimenti al FAES, perché dobbiamo tutti ricordarci che comunque è una squadra che partecipa al primo anno, ha fatto i playoff, è arrivata agli ottavi di finale, e quindi voglio fare i complimenti. Secondo me ha un po' pagato l'inesperienza di questo torneo sotto certi punti di vista, e voglio fare i complimenti anche a Spolaor, perché fino a 1, 2, 3, 4 ore prima, quando ci hanno dato la 11 titolare, non doveva giocare, Esatto. perché si era stirato, così dice lui, poi spero di no, perché comunque riusciva a correre, quindi secondo me non era proprio una stiratura, però si è fasciato tantissimo alla Lautaro Martinez contro Barcellona e ha giocato, e secondo me ha giocato anche bene. Poi sicuramente non a livello delle altre partite, ma perché era, non dico senza una gamba, però la cosa incredibile è che batteva pure le punizioni con la gamba fasciata. Quindi complimenti a Spolaor, ma a tutto il FAES voglio farli complimenti. Però il Vittorini ha assolutamente meritato di vincere, ha giocato un primo tempo compatto, organizzato, non hanno forse creato tantissimo, forse come il FAES ha fatto qualcosa di più nel primo tempo, però al secondo tempo li hanno messi lì alle corde tutto il tempo nella loro metacampo dopo aver subito gol. Certo. Quindi il Vittorini si conferma squadra, ed è bello perché è una squadra tutta giovane, come ha detto Fede Bellandi, gran capitano del Vittorini, è una squadra con 3 2006, tutti gli altri sono quindi dalla quarta superiore in giù. Esatto. Lo stesso Fede Bellandi è 2007. Quindi mi piace tanto vedere come gioca il Vittorini, perché gioca bene a calcio. Poi, come hai detto tu, c'era uno Scotti che è entrato dopo, che non era sicuramente, secondo me, neanche al 70%, 60%. Anche lui rientra. Spero recuperi in vista del quarto di finale di venerdì prossimo contro Schiaparelli Gramsci. E niente, devo dire complimenti al Vittorini, ma anche tanti complimenti al FAES. Però un'altra cosa che chiudo. Sì. È incredibile come quelli del Vittorini si sono studiati benissimo, i calci piazzati, la partita, sì. Cioè veramente Peculiare. Queste cose non le vedo non le vedo tanto sinceramente in FIGC, nei campionati professionisti. Cioè, anche quando hanno battuto nel secondo tempo, c'era un calcio d'angolo per il Vittorini, no? Cioè no, scusa, contro il Vittorini che stava battendo il FAES, è arrivato un ragazzo dello staff del Vittorini lì a indicare: dovete fare questo, mi raccomando. E non era il mister, No, certo. Quindi complimenti a tutto lo staff del Vittorini, perché ogni anno, devo dire, sono sempre più organizzati.
A differenza di tutte le altre squadre, secondo me loro hanno qualcosa in più a livello di staff. Anche Bendoni, quando è passato al nostro tavolo, ormai possiamo dire così, ci ha raccontato proprio che a livello di staff c'è una precisione capillare in ogni singolo dettaglio. Lo hanno dimostrato anche le parole di Cervetti e Francesco Bellandi, mister, nel post partita. Io ho un paio di domande per accendervi e poi volevo fare anche una menzione a Spolar, perché è vero che fino all'ultimo non doveva giocare, poi ha giocato e secondo me c'è stato un problema di comunicazione, ovvero è chiaro che Spolar è il faro di questa squadra proprio a livello di regia e di conseguenza è normale volerlo cercare per poter fare gioco, appunto. E il problema qual è? È che non potevi servirlo sulla corsa, perché letteralmente quasi non poteva correre, voleva la palla sui piedi alla prima o seconda palla sui piedi che gli arriva a inizio secondo tempo, imbuca, e questo è il genio di Alessandro Spolaor, imbuca Farina da fermo e poi Farina è bravo a finalizzare. Ma c'è stata anche un'indecisione che ancora adesso non mi è chiara, come mai Radice non sia riuscito a bloccare il pallone, probabilmente è stato sfortunato, e quello è valso il vantaggio del Fais. E quindi io qui vi faccio una domanda: il Fais per tutto il primo tempo ha atteso e poi ha provato a ripartire nonostante appunto Spolar a mezzo servizio, e nel secondo tempo, dopo che ha trovato il gol, si è chiusa ancora di più. Però poi, questa intanto è la domanda, era la scelta giusta attendere per ripartire? Questa è la prima. La seconda, che c'entra sempre con questa scelta tattica, proprio nel secondo tempo, sinceramente non ricordo se dopo l'1-1 o sull'1-0, secondo me, o forse addirittura sullo 0-0, fatto sta che entra Mandelli, Ermenegildo Mandelli, attaccante di Stazza, al posto di un centrocampista, e quindi togli densità. Il Vittorini a Bartoli che è un motore. Mi sa sull'1-1 perché il centrocampista tolto è stato il capitano che era già ammonito, vero? Cardosi, sì. Esatto, e mi sembra sull'1-1. Ok, sull'1-1 esce o Cardosi, addirittura 2-1, E perché io io ho è più visto... probabile, vero? Perché Sì, provi sì, a sì, no, ribaltarla. 2-1. Però di fatto è stata una scelta, non me ne voglia Belfiori che è un grande allenatore, ci tiene tantissimo e ha preparato anche lui tanto la partita. Appunto togli un centrocampista e di fatto lasci lo scettro del gioco. Mi sa che era un po' obbligato perché Cardosi non ce la faceva più. Mi sa di sì. E però Spolaor era ancora più. Però Spolaor acciaccato. secondo me è quel classico giocatore che, come hai detto tu, lui si è messo proprio in una posizione da un po' dettare, no? Le regole. Quindi tu gli dai la palla e poi lui ti imbuca, anche se magari non riesce a correre molto. Cardosi secondo me proprio non ce la faceva più. Quindi non vedo neanche troppo questa decisione. Però la partita l'hai persa lì. No, beh, certo. Secondo me. Magari, Secondo me. Io sono d'accordo. Più che altro, nel senso, secondo me l'unica cosa che poi avevo pensato è metto Mandelli in attacco, come dire, a fare un po' da centroboa, cerco di, visto che comunque erano molto in difficoltà perché appunto tutto il secondo tempo l'hanno praticamente passato nella loro area, esatto. Anche poi vabbè un po' meno dopo il 2-1, però anche quando sono passati in svantaggio hanno comunque fatto molta fatica e hanno giocato molto, infatti hanno avuto le principali occasioni e in generale le situazioni in cui potevano riversarsi nella metacampo avversaria erano più che altro quelle da calcio piazzato, quindi punizioni, ne hanno avute tante, calci d'angolo, che chiaramente poi vabbè fa ridere pensare che poi hanno perso per 2 gol di testa su piazzati, però comunque ogni calcio d'angolo, ogni punizione nella metacampo offensiva per il Fais è un'occasione, perché porti 2 centrali che sono 1,90 ciascuno, porti Cardosi alto, Mandelli che poi è entrato al posto di Cardosi alto anche lui, un paio di centrocampi, Spolaor adesso non sarà un saltatore, però comunque sarà solo 1,80, cioè hai un sacco di giocatori, hai tanti giocatori che possono andare a riversarsi nell'area avversaria e andare a saltare. Quindi forse anche, come dire, pensando a questo tipo di situazioni, Mandelli è stato messo per questo. Chiaramente poi sono d'accordo con te che la scelta si è rivelata purtroppo per il Fais e purtroppo per Mandelli non azzeccata, diciamo così, perché Mandelli alla fine è stato addirittura protagonista di un liscio lo scrivono esattamente in questi istanti. Sicuramente sfortunato perché lì la palla gli sarà rimbalzata male o qualcosa del genere, magari è arrivato leggermente in ritardo, però comunque la palla l'ha lasciata e da 2 metri dalla porta era un tap-in per pareggiarla, quindi sicuramente non è stato utile alla manovra e utile, come dire, alla strategia messa in campo dal Fais al primo minuto, quanto lo sarebbe stato probabilmente Cardosi, come lo era stato nel primo tempo, perché comunque la doppia fase che ti fa Cardosi, che comunque agisce, diciamo, dietro le punte, però ha un valore anche, come dire, nella riconquista e nel tenere i palloni, Mandelli non l'ha mai avuta. Quindi sì.
Però, come dire, quest'anno di poi è facile, ecco. Certo, esatto, è proprio questo il fatto, parlare dopo, anche ieri in telecronaca ho detto parlare da qui è molto più facile, non sappiamo, come ci suggeriva giustamente il press, magari Cardosi aveva anche un problema fisico, quindi era ammonito ed era anche ammonito, nervoso. però è riuscito a farsi espellere nonostante fosse alla fine perché era molto nervoso. Sì, certo. Quindi anche quello fa. Assolutamente. Tra l'altro rispondo a un commento di Simone Tedeschi che, lo spoiler, probabilmente sarà la seconda voce di Vittorini Gramsci. Se Mandelli non si fosse mangiato quel gol ad 1 metro si sarebbe parlato di una scelta azzeccata probabilmente. Io gli rispondo poi, se volete dire anche la vostra, dicendo che intanto non me ne voglia Ermenegildo Mandelli, il gol se l'è mangiato lui, quindi nel senso è entrato per quello e non ha fatto quello, ovvero gol. E poi appunto il centrocampo, come dicevamo ad ampie riprese, il centrocampo del Vittorini è un centrocampo di una qualità folle, perché va bene Federico Bellandi che magari con l'intervista del capitano ruba l'occhio, ma anche Cappello, il vice capitano, è un giocatore, mamma mia, grandissimo giocatore. E poi c'è Bartoli che provate a puntarlo, cioè morde le caviglie, non perde un duello, raro che perde un duello, e quindi perdere densità, scusa per chiudere, proprio quello che dicevamo, è stato poi abbastanza fatale per il FAES. Sì, no, ma tra l'altro, ma Bartoli o Bartoli? Non si sa. Allora, c'è sempre Luca Bendoni che aleggia e ogni volta che sbaglio una pronuncia mi cazzia, di conseguenza mi ha sentito più volte dire Bartoli, quindi penso di poterlo... Allora, no, secondo me Bartoli mi è piaciuto molto e più che altro risalta meno semplicemente perché giocando a 3 ha di fianco Fede Bellandi e Cappello, che sono probabilmente 2 dei migliori interpreti che abbiamo all'interno del torneo, quindi solo per quello non ci cade l'occhio sempre su di lui, però alta grande mezzala. E poi io volevo sottolineare l'entrata di uno dei miei giocatori preferiti in assoluto. Scotti, ragazzi, fa tutta la differenza. Cioè, avere Scotti, non avere Scotti è come per l'Inter avere Lautaro, non avere Lautaro. Certo. Cioè, è quello, è proprio quello. Poi forse nel senso non mi viene il nome del ragazzo che ha giocato al suo posto. Rapetti, ok. Il 45. Forse Rapetti è più forte di Taremi, però a parte no, capito. No, capito il senso, però avere Scotti, non avere Scotti cambia tutto. Infatti quando è entrato ha fatto l'ultima mezz'ora che si vedeva che non era al 100%, anche un paio di allunghi di 20-30 metri ha fatto fatica, però ragazzi, cioè, anche da fermo è lo stesso discorso che vale Spollaor, forse addirittura di più, cioè senza senso, cioè secondo me è un giocatore tecnicamente e a livello di posizionamento, di come intende il calcio, di come sa giocare a calcio, top 3, top 5 del torneo a mani basse. È una bella chiamata, secondo me. E io l'ho messo giocatore più sottovalutato, più underrated del torneo quando abbiamo fatto Presto, come avevi reagito a quella chiamata di Matte? Il nostro elenco, secondo me, ragazzi, veramente fortissimo. E non so quanta gente si sia effettivamente resa conto di quanto è forte. Ha giocato 2 partite, anzi una e un quarto, esatto. E no, considerando anche quella di ieri, certo, sì. 20 minuti. Esatto, 1 e un quarto, esatto. E sì, l'entrata di Scotti cambia la partita, concordo molto. Io vi chiedo un commento su 3 giocatori e poi passerei alla prossima partita perché dobbiamo andare un po' più veloci. Uno è Barbalaco, classe 2009, sull'esterno di destra, fa la sua prima partita da titolare, era già subentrato qualche volta e serve il cioccolatino, il primo dei 2 che scarta Peronaci con la testa, dall'out di sinistra tra l'altro. Un altro giocatore su cui vi chiedo un parere è Pellizzoni, che mancherà tantissimo a questo torneo perché in un universo parallelo in cui si allineano gli astri e il FAES arriva fino in fondo, perché parliamoci chiaro, forse non aveva, soprattutto nelle riserve, gli uomini per andare a vincere, probabilmente avrebbe vinto il premio di miglior difensore perché è un giocatore, secondo me, senza alcun tipo di senso anche lui. E un altro del FAES che non vedremo più, quindi un'altra parola per Carlo Farina, che è l'autore del gol ma anche di una bellissima partita. Vado io? Allora, su Barbalaco, mio pupillo, sarà perché appunto... Dai, raccontaci questa retroscena. Retroscena è che il buon Barba è un amico di mio fratello, quindi un po' lo conosco e sono molto contento di quello che sta facendo perché da ragazzo di seconda superiore è difficile mettersi in mostra, non sono tanti quelli che l'hanno fatto e comunque guadagnarsi sul campo e facendo vedere le tue abilità un po' a titolare, perché lui è partito penso facendo panchina e entrando tipo forse 5-10 minuti la prima, poi è entrato magari un quarto d'ora la seconda, 20 minuti la terza, adesso
titolare. Certo. In una partita comunque dentro fuori, poi è vero che mancava Scotti, però tanta roba, sono molto contento per lui e sta dimostrando secondo me sempre di più del fatto che si merita a mani basse quel posto, perché a parte che è velocissimo, proprio è un razzo e ti batte sia nello stretto che sulla palla in profondità sui 20 metri, 30 metri e poi è proprio bravo a questo mancino, per cui poi vabbè il cross l'ha fatto dall'altra parte, però dalla destra rientra e mette questa palla tagliata molto insidiosa, per cui sono molto contento per lui. Su tutti gli altri che abbiamo citato, Pellizzoni secondo me assolutamente insieme a Castellani, insieme a Pirri, tra i migliori centrali della competizione. Mi spiace che appunto sia rimasto ormai solo Omar, perché appunto Pirri e Pellizzoni sono usciti. Riccardo Pirri, perché poi c'è il gemello proprio nel Vittorini. Pirri del VV e poi abbiamo Carlo Farina, che anche lì purtroppo un po' isolato secondo me, appunto non ha avuto quel supporting cast che invece hanno altri attaccanti in questa competizione, perché alla fine erano un po' Spolaor e lui e ci abbracciamo, capito? Cioè, la fase offensiva del FAIS è stata un po' poco supportata e due giocatori di questo calibro avrebbero sicuramente meritato perlomeno un paio di compagni di reparto non dico maggior livello, perché non voglio chiaramente andare a screditare il lavoro degli altri ragazzi del FAIS, però ecco, forse con un aiuto in più avrebbero addirittura fatto meglio. Press, vuoi aggiungere qualcosa? Io aggiungo semplicemente che Barbalaco secondo me è il giocatore più forte che abbia visto del biennio, cioè annata 2000, mettiamo anche 11, 10 e 9. Secondo me è il giocatore più forte che potrebbe potenzialmente vincere il premio che poi sarà quello di College Life del miglior giovane. Certo. Quindi adesso poi vediamo. E su invece Pellizzoni, sì, avete ragione, tecnicamente è fortissimo. Secondo me gli manca una piccola cosa da Castellani, da Caro Tenuto, da tutti i difensori centrali forti di questo torneo. Mamma mia. Ed è un qualcosa a livello di mentalità, perché secondo me non è quella diga, non è parole forti. Sì, no, ma devo purtroppo, perché io guardando tanto quello e essere tanto affezionato alla mentalità del giocatore, perché poi sta tutto lì alla testa, devo dire che lui gli manca qualcosa per essere in primis un leader, ok, di reparto, quello magari già ancora, però un leader proprio della squadra, e non lo sentivo molto parlare in campo, ok, quello fa tanto la differenza. Tecnicamente è fortissimo, è veramente fortissimo, secondo me nei top 5 difensori di questo torneo. Sì. Però a livello di mentalità, secondo me deve sbloccarsi. Io lo invito a farlo, perché se lo fa, secondo me potrebbe potenzialmente diventare uno dei due difensori più forti di questo torneo che abbiamo visto, perché ha le caratteristiche fisiche per essere devastante, anche quelle tecniche e di come gioca, di come gira la palla le ha, e gli manca secondo me un po' di testa in alcuni momenti, ecco. Intanto dovrebbe, ahimè, essere 2006, invece no, si può esultare 2007 Pellizzoni, quindi molto bene. Allora speriamo che l'anno prossimo lo rivogliamo. Assolutamente. E poi su Carlo Farina, sì, purtroppo perdiamo un giocatore che tecnicamente mi piaceva tanto. Molto forte, a parte un po' la corsa un po' sulle punte che mi dava un po' fastidio. Però sì, no, un giocatore veramente proprio un'ala, proprio un esterno che, se tu pensi, dimmi un altro giocatore all'MFC come Carlo Farina. Non ce ne sono tanti, anche perché lui è riuscito a farci vedere tanto, nonostante, come diceva giustamente Matte, anche ieri, senza Spolaor soprattutto, a un certo punto il FAIS che partiva con l'11-4-3-1-2 è diventato subito un 5-3-2, in cui i due sono Spolaor, che non solo non è una mezza punta, ma non è neanche un attaccante, un centrocampista / tre quarti, e Farina che è una mezza punta, un esterno, quindi un 5-3-2 totalmente atipico, un po' obbligato, visti gli infortuni e gli altri interpreti, e quindi, come diceva Matte, più che giustamente sarebbe stato bello vederlo in un contesto con dei partner di reparto appunto al suo stesso livello, non che Spolaor non lo sia, ma non è un partner di reparto di fatto. Certo. Qui Press, scaldati Press, che c'è Einstein Marconi. E qui abbiamo giocato Einstein Marconi questa settimana? Sì. Non era la settimana prossima? No. Era questa settimana, era giovedì, quindi stiamo sempre andando a ritroso. È passato al Marconi. Beh, se si sveglia Fabien Cordera, secondo me passerà il Marconi easy. Ma secondo me passa il Marconi, no? Non è passato il Marconi? È passato l'Einstein e ai calci di rigore gioca questo torneo. l'Einstein gioca questo torneo, e non solo.
è carichissimo e Einstein vuole andare a vince questo vincerlo. torneo. Esatto, vuole andare a vincerlo. Ci sarà il rematch ai quarti, ma ne parleremo poi. Intanto vi chiedo chiaramente, come al solito, un riassunto della partita e poi ci sarà qualcosa di cui parlare. Allora ragazzi, io... Tu non c'eri, Aspetta, quindi... stavo proprio dicendo questa cosa. Se vuoi andare un attimo... Purtroppo ho saltato questa partita e quindi lascerò parlare, mi spiace per voi, però per questa volta lascerò parlare i miei due esimi colleghi e interverrò solo alla fine sulle considerazioni generali. Ok, intanto commentate ragazzi, soprattutto quelli dell'Einstein, perché anzi mandate il link ai vostri amici che fanno l'Einstein, perché adesso si toccano punti mai visti, picchi mai visti in questo. Parti tu però. Allora, racconto io la partita. Io mi aspettavo questa partita perché, nonostante non ci nascondiamo, entrambi abbiamo pronosticato il passaggio di turno del Marconi, mi aspettavo esattamente questa partita qui, ovvero l'Einstein fa gioco, è compatto come al solito, quindi si alza insieme, si abbassa insieme, gira il pallone quando c'è da girare, soffre quando c'è da soffrire, ma da un certo punto in poi, sempre sul punteggio di 0-0, l'Einstein fa totalmente pressione nell'area di rigore avversaria e quindi il Marconi, un po' arrendendosi o accettando i calci di rigore, appunto decide di difendersi e quasi butta il pallone allontanandolo senza cercare di ripartire nell'ultima parte di secondo tempo. Quindi poi si va ai calci di rigore con un Einstein che effettivamente ha fatto la partita, ma io mi aspettavo che il Marconi riuscisse a difendere, perché comunque la difesa del Marconi, ricordiamolo, Lorenzo Bandello è un grande centrale, poi vi faccio una domanda su di lui. Giannosso è molto muscolare come giocatore, meno tecnico, e quindi sicuramente se si tratta di far densità può dare una grossa mano, e in generale anche con l'aiuto dei centrocampisti Cordera si è sacrificato tantissimo ed è letteralmente un armadio, quindi fare densità è roba dell'Einstein, cioè del Marconi, chiedo scusa, e però mi aspettavo che in ripartenza con Giannosso, Sartorelli, Guerrini che poi è subentrato e mi è piaciuto più di Ballabio, Cordera sulla sinistra, mi aspettavo un 1-0 con gol di Fabian Cordera, se proprio avessi dovuto fare il risultato esatto e marcatore. Così non è stato, sinceramente poco ci è mancato perché i 3-4 tiri che ha fatto il Marconi sono tutti di Fabian Cordera, e poi ai rigori la spuntata l'Einstein, quindi non per difendermi, ma in realtà sì, per discolparmi, l'avevo letta bene. Quindi poi però cosa succede? Che ai rigori vince l'Einstein e poi show nelle interviste presse. Qui ti lascio commentare a te. Sì, poi ci arriviamo. Ok. Allora, ci tengo a dire una cosa. Io ero convinto 5 minuti prima dell'inizio della partita che secondo me passava il Marconi, no? Ok. Però avevo detto una cosa alla scorsa puntata. Devo vedere come gioca la squadra dell'Einstein con due ragazzi in campo, ovvero il signor Savatteri e il signor che ha giocato Costante. prima ma non le seconde due, Esatto. e Costante che non ha giocato la prima ma la seconda sì. Esattamente. Non hanno mai giocato insieme, hanno giocato insieme e sono devastanti. Mamma mia. Cioè sono veramente devastanti. Savatteri, a parte essersi mangiato un gol clamoroso davanti alla porta, dopo un minuto si mette a dribblarne 3 e lasciarli sul posto. La nasconde, che è un mago Savatteri. L'altro Costante che si fa fuori un difensore che non era Bandello, era l'altro, secondo me difensore centrale o il terzino, no, era l'altro difensore centrale. Si fa fuori recupero. con un colpo di testa, si allunga la palla, se lo fa fuori nettamente. Perché la cosa che mi piace tantissimo di Costante è che è veloce, tecnico e fisico. Contini. Giusto, era Contini. Scusami. Perfetto, come il terzo portiere del Napoli. E quindi Costante mi piace proprio per quello, cioè veramente una punta totale. È quello che mi ricorda un po' di più, non Julian Braga, stai tranquillo. Okay. È quello che mi ricorda un po' di più Michelangelo Duranti. Ok. Un pochino. Ok. Potrei aver detto una grandissima No, cavolata. qui ci Ok. posso stare di più. Ok. E devo dire che questa squadra, ed è incredibile che poi l'MVP l'ha vinto comunque il difensore, che è Pietro Barboni, che secondo me è il difensore più forte del torneo, ma secondo me è il difensore più hot forte take. della storia dell'Italian Football Pietro Cup. Barboni? Assolutamente Dopo no. la partita dell'altro giorno? No, ma Oh, sto scherzando. Ah, ok, era tutta la Era per gag. prenderlo in giro perché anche lui... Infatti mi sembrava un po' un hot take. È un grande giocatore. No, è un grande giocatore. È un grande giocatore. A me piace. Seriamente, è un grande A me piace. giocatore che va sulla fascia Cordera. Sì. E Cordera non ha fatto granché, No. purtroppo. E... Come no, purtroppo? purtroppo. No, Purtroppo per lui, per no, lui. no, Per per lui, no, lui, anche per noi, perché per la sua comunque famiglia. ci aveva Purtroppo per- Che poi deliziato- ci mettono nelle per i suoi storie. compagni. ma fanno benissimo. Ci aveva deliziato con giocate veramente belle. Purtroppo per quello, dico. Però comunque
alla partita mi ha deliziato tantissimo Savatteri, perché è Sì. giocatore totale, fortissimo, veramente fortissimo, e mi è piaciuto tanto. Preziose giocate. Esatto, e l'Einstein ha meritato tutta la partita, perché li ha messi sotto, ha palleggiato bene, ha creato tanto, Tucci, io non mi ricordo una parata, forse una Sul primo palo. esatto, quella e basta. Il Marconi purtroppo non ha creato tanto, e secondo me Sartorelli è mancato un po'. Concordo. Mi È spiace, mancato ma un po' concordo. Sartorelli, peccato, perché è un gran giocatore, ha una grande mentalità, quella che piace a me, Sì. però è mancato tanto. E infatti anche secondo me Guerrini poteva dare, cioè è entrato e ha fatto molto meglio di quello che ha lasciato il suo posto, però devo dire che il Marconi ha avuto qualche piccola, diciamo, non so come dire... Sbadato, Sì. è stato un po'... Sì, non era concentrato con le partite prima, esatto. Però posso quello. Ok, ci sto. intervengo senza parlare direttamente della partita, però possiamo comunque fare, diciamo, le congratulazioni al gruppo Marconi, alla squadra Marconi, staff, eccetera, perché comunque è vero, sono usciti agli ottavi, però innanzitutto sono usciti ai rigori. Comunque sappiamo come effettivamente arrivare ai rigori, poi si tratta di bravura ma anche di un po' di fortuna o sfortuna in questo caso, e poi però ragazzi, loro hanno superato un girone sicuramente il più ostico del 100%. torneo, hanno vinto cioè appunto hanno superato un girone con Galvani, Galilei che sono usciti e Cremona, Mhm. e l'hanno passato ancora prima di giocare col Cremona, poi hanno perso, però erano già qualificati e addirittura sono andati a giocarsi col Cremona il passaggio del turno da primo posto, cioè per il primo posto. Quindi io comunque appunto mi sento di congratularmi con tutto il gruppo Marconi, e abbiamo visto anche appunto giocate di livello sopraffino e giocatori che magari ci avevano anche un po' deluso l'anno scorso, Sì. fare un salto di qualità impressionante, ovviamente Fabien, Sartorelli, i due Bandello, quindi sono, come dire, molto contento per loro, per cose che hanno fatto, e penso che anche loro comunque a mente fredda chiaramente avranno rosicato, però a mente fredda comprenderanno che comunque il percorso è stato assolutamente di spessore, e spero ottengano qualcosa per l'anno prossimo e per le future edizioni, ecco. Sì, diciamo che secondo me, cioè, confermo la posizione che avevo all'inizio. L'Einstein con questi due giocatori è un altro Einstein. Sì, E sì, poi sì. quello che ha detto il mister è vero, cioè questa squadra diventa più organizzata, più forte, palleggia meglio, più partite gioca. E quello secondo me, più stanno insieme, perché cioè, avere i due giocatori più forti nella squadra, non averli alle partite prima, quindi non aver giocato insieme una volta, ok? Quindi tutta la squadra al Anche per completo. questo abbiamo detto Marconi, secondo me. No, ma assolutamente per Esatto. questo. Cioè, io per questo. Quindi quello è stato sicuramente determinante. Detto questo, il Marconi è sceso in campo diversamente dalle altre volte, con una testa diversa. Ok, io ho un po' di domande. Intanto tu, quando vuoi, passiamo al lato comunicazione, chiamiamolo così. Sì, prima rimaniamo in tema, Esatto. rimaniamo seri. Allora, le mie domande sono più sull'Einstein. Allora, intanto il What a Player, che è una rubrica che noi chiaramente parliamo di tanti giocatori, però poi quello che su cui mettiamo la lente in particolare con questa piccola rubrica che è il What a Player è un giocatore magari un po' più sottovalutato. Lo è stato Testa, lo è stato Scotti, un What a Player qui al tavolo, quindi giocatori che appunto Matte prima giustamente ha detto che Scotti è sottovalutato, perché è vero, noi che guardiamo tutte le partite sappiamo che è molto forte, ma non è nominato tanto quanto altri. Testa in mezzo al Cremona che ha tanti protagonisti, magari spicca meno, oppure chi altro... Ora non ricordo gli altri che abbiamo usato, ma quest'oggi è Flavio Minniti dell'Einstein, il numero 15, lo chiedo a te Press, in mezzo a Savatteri, Costante, tutti i giocatori che appunto rubano l'occhio, così come Barboni per la prestazione che ha fatto, perché diciamolo, si è intascato Fabien Cordero, l'ha detto anche lui nell'intervista. Tucci chiaramente ruba l'occhio perché para un rigore e fa vincere la lotteria all'Einstein. Flavio Minniti però è stato il faro del centrocampo della squadra, anche Ferrari andrebbe nominato, l'altro centrocampista, però Minniti batte tutti i piazzati tranne quelli di cui si occupa Savatteri, quindi dalla destra col mancino. Insomma, Minniti è un giocatore
con il calcio nella testa, non so se anche a livello di passioni, però sicuramente quando ha la palla tra i piedi sa sempre cosa fare, sa sempre quale compagno servire. Questa è una dote che non tutti i giocatori alla Milano Football Club, essendo tutti piccoli, hanno, perché lui alza la testa, sa che Savatteri magari ha un paio di uomini addosso, quindi Costante ha un po' più di spazio per esondare, oppure al contrario, Savatteri ti viene incontro perché si è staccato dalla marcatura e Costante invece è attorniato di difensori avversari, e quindi palla Savatteri che magari ti può fare la giocata in quella zona di campo che favorisce il numero 10. Quindi Flavio Minniti volevo assolutamente citarlo, se vuoi chiedermi, cioè se vuoi aggiungere qualcosa tu. L'altra mia domanda è sul 3-4-1-2 dell'Einstein, che abbiamo fatto anche nelle interviste. Avendo una squadra così compatta, così solida, così unita nell'animo e adesso anche nel gioco, un sistema come il 3-4-1-2 che è molto difficile da schierare, secondo me diventa proprio, se fatto bene, la forza di questa squadra. Ma è quello che io dico in generale sui giocatori, cioè tu dipende, cioè, il giocatore singolarmente ha quelle caratteristiche, però tu mettilo in una squadra scarsa, metti una squadra forte, vedi come gioca una squadra forte. Secondo me sono quei classici giocatori che se tu metti una squadra forte vanno al ritmo della squadra. Esatto. Cioè è esattamente quello, no? È come dice Adani riguardo ai giocatori del Barcellona, che dice se tu li metti nel Barcellona, quelli sono devastanti, se tu li metti al Venezia sono classici centrocampisti da squadra medio-bassa, no? Cioè fa tanto il contesto secondo me, perché loro si adattano al gioco della squadra, fanno cose semplici, però comunque vanno a servire giocatori come può essere Savatteri, come può essere Costante, con i tempi giusti. E se tu servi un giocatore come Savatteri con i tempi giusti è letale. Esatto. Poi non hanno segnato, va bene, ma c'è anche da dire un'altra cosa. La difesa del Marconi, secondo me, è molto forte. Sì, perché sì, Bandello, Giannosso e l'altro terzino... Ed è molto fisica, cosa che invece Esatto. Savatteri non è. Scusate. L'altro terzino, che adesso purtroppo non mi ricordo il nome, il terzino destro... Priancarge. Cavolo, complimenti, perché anche Gran lui partita, mi ha stupito vero? tanto. E aveva contro Savatteri. Quindi, detto questo... complimenti anche io, faccio tanti complimenti a Flavio, io li chiamo per nome perché Certo. poi li vedo al campo e li chiamo per nome. E qual è l'altra domanda, perdono? Quella sul 3-4-1-2, il sistema dell'Einstein. Sul 3412, che per un attimo ho pensato che la nostra intervistatrice dicesse così. E, sul 3412, sì, devo fare anche qua i complimenti ai mister, perché cioè, quando mai abbiamo visto alla Milano Football Cup una squadra che gioca con la difesa a 3? Mamma mia. Così bene soprattutto. E così bene, certo. e così bene. E infatti sarà interessante vedere adesso col Cattaneo. Sarà molto interessante. Quindi partita. complimenti, molti complimenti ai mister. Più che altro è un rischio che ti prendi, perché chiaramente giocare a 3, come abbiamo già detto, è molto più complesso che giocare a 4, soprattutto se non lo alleni, perché ci sono dei movimenti che fai, soprattutto per i giocatori che fanno i quinti e in questo caso i quarti di centrocampo, quindi gli esterni e i braccetti. Devi fare dei movimenti particolari e hai molto più spazio da coprire che chiaramente fare il terzino, fare il centrale, la difesa a 4, però appunto come dicevo anche tu Datto, nel momento in cui ti riesce e vedi che sta andando bene potrebbe diventare un'arma assolutamente a tuo favore, perché come ci sono cose difficili da fare per te che lo stai, diciamo, proponendo, ci sono anche degli accorgimenti tattici da fare per gli avversari, quindi e spesso chiaramente non si è in grado di comprenderli e di, come dire, farli nel momento giusto, no? Quindi potresti avere dei vantaggi abbastanza netti in determinate zone di campo grazie allo schieramento che proponi. Quindi onore a loro che l'hanno provato sin da subito, sono rimasti coerenti con la loro filosofia e l'hanno portato fino a questo punto, rendendolo sicuramente, a parte un marchio di fabbrica, poi anche un vantaggio potenziale abbastanza importante. Allora a questo punto ascoltiamo le parole del vice capitano e del capitano dell'Einstein. Oppure, non sono così interessanti. Ascoltiamo quelle di Sava? Hanno aspettato questo momento e non lo facciamo. Sentiamo prima quello di Savatteri. Tanto siamo 35 spettatori, quindi spero che ci sia qualcuno dei ragazzi. Le assenze nelle scorse partite da parte tua, e quanto conta però la presenza per la tua squadra in queste partite decisive? Allora, devo dire che comunque i ragazzi hanno giocato un girone fantastico, infatti abbiamo finito a pieni punti e mi è spiaciuto mancare alle partite che avevo impegni con la mia squadra, però devo dire che adesso che ci sono per la fase finale sono carichissimo e non vedo l'ora di giocare la prossima. Hai fatto anche l'ultimo rigore, quindi quello decisivo, è stata una tua scelta? Sì, allora appena l'arbitro ha fischiato mi sono girato verso il mister e gli ho detto: mister, io ti do il quinto.
perché me la sentivo e volevo andare per quinta e è andata bene, per fortuna. Grazie mille. E qua Savatteri mi ha stupito. Ha Perché gasato un quando po'. l'ha Gasato. fatto, quando è andato da mister, ero lì di fianco, ho visto. Ho detto, questo sbaglia. No, Eh, Sì, perché era cioè, mi sembrava troppo gasato. E quando Ok. sei troppo gasato a volte, invece ha dimostrato di essere un abbiamo anche grande il video del giocatore. rigore. Lo vediamo a questo Sì, punto. sì, assolutamente. Grazie, Press. E mi ha stupito, infatti. posso dire personalità comunque. Leadership, sì, No, assolutamente. Ha gasato molto. Tutto sul sinistro del miglior giocatore dell'Einstein probabilmente. Dopo Pietro Barboni, ricordiamolo. Ricordiamo. No, ma lui intende dell'Einstein perché Barboni del mondo. Match point. C'è un beef comunque, mi fa molto ridere questa cosa. Alessandro Savatteri. Io sono tuo estimatore, Pietro. A differenza di loro due. No, ma anch'io, è un giocatore molto forte. Forse si è buttato troppo presto nei primi tre. Va Savatteri, ma Savatteri prende l'Einstein. Praticamente si stava togliendo la maglia anche prima di calciare perché era sicurissimo che l'avrebbe fatto. Ma un gran rigore, l'imparabile. Ed è un rigore perfetto. Si era comunque buttato bene Buongiorni, ma non basta. Grande Savatteri. grande No, comunque, appunto, se dici voglio battere il quinto, poi vai lì sul dischetto con tutto il peso del mondo e tiri un rigore del genere, No, complimenti, Huevos. complimenti a te. Sì. Chapeau. Come direbbe qualcuno. Chapeau. Chapeau. è arrivato il momento, dai. Vamos. Siamo qua con Tucci e Barboni dell'Einstein. Mi ha detto che innanzitutto che avete qualcosa da dire. Com'è che era? Se si sveglia Fabian Cordera, passa al Marconi. Mi sa che sta ancora dormendo, Infatti, il Per rigore Maloso di tu oggi e lui. è stato Sì. una pena per voi due. E tu lungo la fascia, tu nell'uno contro uno. Che domande. Sono convinto. Vabbè, c'è poco da dire. Abbiamo dominato la partita. Vabbè, Ruba il microfono. Alla fine non siamo riusciti a far gol, ma i rigori hanno messo le cose a posto. C'è da dire questo. sai dire questo? No, sì, sicuramente l'unico che ci ha impensierito un minimo è stato Cordera. Impensierito neanche più di tanto, 2 o 3 tiri. Non abbiamo avuto grandi problemi anche grazie al nostro reparto difensivo, tranne Barboni, il nostro reparto difensivo, grande prestazione. Quindi niente, siamo contentissimi, non vediamo l'ora di arrivare ai quarti. Speriamo sempre da sfavoriti, visto che ci date sempre sfavoriti. Assolutamente sì. Sì, No. il Cattaneo è Siamo con Tucci favorito. e Barboni dell'Einstein. Mi ha detto Niente, povera Giulia. Non... Non... che domina, vincerà sicuramente il torneo perché c'hanno Fadudi fortissimo. Talmente senza senso sta guffata. Dietro Castellani che domina tutte le partite e quindi sicuramente loro hanno già vinto il torneo e noi siamo felici di essere arrivati ai quarti e va bene così. L'anno scorso siamo arrivati agli ottavi, quest'anno quarti, basta così. vabbè, guffata che ci voleva, grazie. Allora, innanzitutto il microfono lo tiene l'intervistatrice. Oh. Non deve essere... Ma mi sa che una cosa dell'Einstein, adesso senza stare a vederla, a Sava a un certo punto ha fatto no, non glielo Sì. però era anche lui tentato. No, c'era una mosca. Ah, ok. Detto questo, complimenti a Fabian Cordera, perché Sì, nei commenti scrive gli sfotto fanno parte del gioco, soprattutto quando sei uno dei più forti. Riferito a Pietro Barboni, ovviamente. No. No. Giusto così, senza acciacchi ai polpacci sarebbe andata diversamente, però complimenti all'Einstein e all'MVP. Possiamo dire Gran giocatore. scala Mazzarri per chi comprende degli acciacchi E, Sì, 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 e Scala Mazzarri. Pietro Barboni risponde altina, Altina. però ha gasato. Pietro Sì. Barboni risponde si scherza, complimenti a me, sono il giocatore più forte che abbia mai visto. Sì, un po' meno Pietro, Esatto. sinceramente, però va bene. No, detto questo, ma complimenti veramente, perché se stiamo parlando qua, si è creato tutto questo scompiglio, e grazie a lui che ha fatto una dichiarazione Sì. provocatoria, esatto, quindi un po' per malosi e ora, dato che eravamo Però- noi in quella Stavo puntata. airdroppandoti una cosa perché può Allora, esserci droppami tutto quello che utile. vuoi. Perfetto, ora la facciamo vedere. Esatto. E ora dimmi. Cosa penso di questa intervista? Sì. Allora, penso che Pietro Barboni dovrebbe intanto darsi una calmata perché intanto si può sbagliare. Abbiamo sbagliato un pronostico, adesso vi faremo vedere. E poi non è molto, cioè è un po' polemico perché lui secondo me non ha voluto guffare, ha voluto polemizzare sul fatto che noi non crediamo nell'Einstein, quando ha detto ma tanto vincerà il Ma Cattaneo. non possiamo credere in tutti. Esatto, primo. E secondo, nei commenti è nato anche un altro piccolo beef, perché se Fabienne è stato bravo a squasciarlo subito, come si dice in gergo, Qualcun altro ha detto buttato. sei già fan del capitano, di Castellani. E ora ti dico, allora, e ha risposto anche Castellani. Mi sa di sì.
o comunque qualche suo amico. Intanto qui la eccolo curva qua. Einstein scrive complimenti al Cattaneo. Ah, questo è Omarigno? Sì, è Omar Sei già mio Castellani. fan. Sei già mio fan, mi dico. Ma peccato che giocano uno in giocatore. difesa e l'altro in difesa. A parte che secondo me Pietro Barboni potrebbe fare l'attaccante. Sì, fare può è fare devastante. serenamente Se lo tutto facesse, quello che vuole. È devastante. Mamma mia. Detto questo, vediamo se gli ha risposto. Sì. No. No, Questo è il suo ha risposto alla curva Einstein, anche se Ah, ci no. sono uno dei due commenti non è carinissimo, però uno è del Cattaneo invece, perché la curva Einstein scrive complimenti al Cattaneo per la vittoria del torneo, risponde la curva del Cattaneo, Grazie a voi Per aver partecipato. qua hanno Gaza, gasato. il beef Gaza. Però attenzione, perché chi parla prima, questo in generale È lo dico, difficile, sì. Einstein, Cattaneo, lo dico in generale, chi parla prima perché una ne passerà. Vero? Perché Matte pensava ne passassero due. Matte ne passa però poi una. ci sarebbe Passano perché poi due fan su come due. a Due su- Como, passano 2 su 2, entrambe? poi fanno Entrambe. le 5 che passano, Sì. fanno poi un triangolare. E no, si sono lamentati però di che cosa? Facciamo vedere la clip presto. Vai. Qua. Non so. Eccola qui, eccola qui. Momento di alta televisione. Eccola qui. Ah, purtroppo si vede in verticale, ma sentirete le Ma non ho parole. fatto niente. Anche il Marconi è fortissimo, ne abbiamo parlato abbondantemente citando tanti giocatori. Chi vince secondo te? Secondo me passa il Marconi. Secondo me dipende da come si sveglia Fabian Cordera, ma se si sveglia bene passa il Marconi anche secondo me. E poi tra l'altro Fabian Cordera si è svegliato male ed è passato l'Einstein. Posso dire che alla fine No, devo dire comunque complimenti perché anche mettere lo sfondo nero è molto cinematografico. secondo me è stato Pietro Barboni. Beh, certo, ha fatto tutto lui. posso dire che per concludere io voglio fare da pacere perché io invece sono un grande stimatore di Pietro Barboni seriamente, e se fossi stato al tavolo quella volta però non c'ero, avrei detto che passava l'Einstein, quindi Ma non giuro. No, è vero. Giuro. Mi aveva detto Giuro. Cordera, gli ho scritto che deve battere l'Einstein. Ma me l'ha detto Matte, al campo quando è venuto ieri, che non c'era Einstein Marconi. Mi ha detto, io ho scritto a Cordera, gli ho detto fai di tutto per batterli, io odio l'Einstein. Vabbè, no. Potevi anche Sì, trattenere. potevi evitare. Potevi No, evitare. avrei detto che passava l'Einstein, e infatti voglio proprio vederli perché sarà secondo me una gran partita col Cattaneo. Se vieni al campo qualche volta, se hai No, piacere ma a venire. Guarda, se magari ci fai il piacere di venire un po' prima le prossime volte. Una così. partita, sono arrivato un quarto d'ora dopo. Però adesso tanto c'è Andiamo Cardano avanti, VV. Infatti. Vamos. C'è da dire un attimo una piccola cosa che non abbiamo detto. Che Barboni è il giocatore più forte del mondo. Quello senza Ok. dubbio. Ma che qua l'unico che aveva azzeccato il risultato di Vittorini Fais era il sottoscritto. Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti che sennò qua. Ah, è vero, non abbiamo letto i pronostici. No, ormai abbiamo passato avanti, però Comunque il press l'ha azzeccato Luca 2-1. Saltarella, uno dei nostri migliori amici, possiamo dirlo. Ha concordato con lui, però... anche lui, tutti sul carro. Sì, è vero. Tutti sul carro. È vero. Vabbè, dai, Cardano andiamo VV. avanti. Che partita è stata mentre il press ci aiuta con Allora. le grafiche? Una partita appunto tra due. Ormai come dire, il commento è molto simile, cioè quando si parla generalmente delle partite le squadre sono. Perché gli esiti sono stati simili. È vero uguali. anche quello, però cioè, ormai siamo arrivati che mancano poche squadre, vabbè, poi coi quarti Tutte ancora forti. meno, e sono tutte forti, quindi saranno tutte partite equilibrate, saranno tutte partite in cui le squadre daranno il 100%, in cui vedremo grandi giocate, e secondo me è stato proprio il caso di Vivi Cardano, una partita forse meno spettacolare di altre, però con due squadre che secondo me si sono battagliate e hanno giocato alla pari, perché sono due squadre, come dire, anche negli interpreti abbastanza simili, nel senso che a livello di qualità e a livello di forza sono due squadre abbastanza simili. Possiamo dire il Cardano con qualche assenza, che però, come anche abbiamo già detto, bravi loro, perché spesso le assenze possono essere utilizzate come scuse, no? Quindi per arrivare nel post partita e dire abbiamo perso ma ci mancava questo e quest'altro. Invece anche dovendo giocare con 12-13 giocatori come hanno fatto loro, perché mancava 12, esatto, e dare il 100% e arrivare a giocartelo con una squadra come il VV e poi addirittura strapparla ai rigori, quindi complimentoni a loro, e devo dire complimenti anche al VV, perché ormai tutte le squadre che usciranno, a tutte le squadre che usciranno farmi i complimenti, perché vuol dire che se sono arrivate qui vuol dire che hanno dato qualcosa a questo torneo, e
e poi appunto se esci come è uscito il VV, buona parte è anche sfortuna, quindi Sì, complimenti secondo me alla difesa del Cardano, perché a livello di occasioni create il Vittorio Veneto ne ha create di più, ma le ha sprecate tutte. Perché io mi ricordo primo tempo un gol clamoroso mangiato da Ortona davanti alla porta, Sì. nel secondo tempo hanno preso una traversa, Sì. o comunque si sono mangiati 3 gol abbastanza... Gli hanno Gol annullato di Gol Bastoni. annullato al VAR e per fuorigioco, quindi complimenti al Vittorio Veneto per aver gestito la partita, creato occasioni. Un po' meno complimenti per non aver finalizzato, ma complimenti al Cardano, perché ti presenti in 12, 11 giocano, uno in panchina. Riesci a giocartela con il Vittorio Veneto, che comunque è una delle squadre più forti, c'è da più anni in questo torneo, quindi comunque è esperta e ha una tifoseria come quella che poi andremo a vedere, quindi comunque quella è una cosa in più, molto fa la differenza. Mhm. E quindi complimenti al Cardano. Non ha creato tanto, ma perché erano quelli, poveracci. Cioè, secondo me hanno fatto la partita, non dico perfetta, perché la partita perfetta la vinci nei 70 minuti, però e complimenti anche a Tagliaferro, perché è stato... tenuti a galla. Li ha tenuti a galla, come dice lui, era in questa bolla. E... Sì. No, è vero. però. Sì, no, l'ha detto lui, e quindi complimenti a tutte e due, però devo dire che ha meritato, secondo me, il Cardano. Allora io come al solito dopo la vostra ottima sintesi provo ad accendervi su alcune tematiche, in questo caso riguardano tanti giocatori nel singolo, perché abbiamo visto veramente tante individualità, 2 belle squadre ma veramente tante individualità interessanti. Secondo me il Cardano alla fine riesce a vincere grazie all'esperienza dei suoi forse migliori giocatori, che sono Riunno, Italiano, Vighenzi, e alla fine anche Tagliaferro. C'era già l'anno scorso, ha già affrontato una lotteria di calci di rigore persa, e quindi anche un senso di rivalsa per poi andarla a vincere. Sì. Vi chiedo intanto un commento su Italiano, Vighenzi e Riunno, che potrebbe essere uno di quelli che spesso viene sottovalutati perché ha fatto una partita di una qualità eccezionale, e come diceva Quaretti, Fabio, in seconda voce in telecronaca, la cosa che stupisce di più è la personalità con cui fa le giocate. Non ha mai paura di provare una giocata anche in zone di campo delicate, e poi se esci senza mai sbagliare, vincendo la partita, non subendo gol, vuol dire che anche le giocate più rischiose ti sono riuscite. E poi anche ma intanto un commento su questi 4. Ma te chi è che era arrivato al campo guardia. per primo? vai, prosegui. No, io voglio fare solo un commento su Italiano, perché a primo impatto ti può sembrare quel classico giocatore che vuole giocare nel suo ruolo, perché è forte solo in quel ruolo e non si mette a disposizione della squadra. Invece lui è quello che ha fatto. Ha giocato da terzino, ha giocato da difensore centrale, ha detto che volendo può fare la punta. Cioè lui si mette a disposizione della squadra, lui mette davanti al suo essere, a quel giocatore lì, la squadra, ed è la stoffa da capitano. Per questo è il capitano. Quindi Certo. secondo me è uno dei migliori capitani, tra l'altro, per adesso arrivati a... No, ma in generale del torneo. E complimenti a lui, perché... Poi dove lo metti comunque gioca bene, perché è un giocatore forte secondo me, e mi piace tanto, perché veramente è il classico capitano che sa quanto è importante essere squadra e non pensare prima a se stessi. Quindi complimenti a lui, e poi anche a Riunno, perché anche Riunno mi piace tantissimo. Su Vighenzi io devo delle scuse al buon Vighenzi. vero. Allora, in verità, se posso dire a mia discolpa, non l'avevo ancora visto effettivamente giocare in questa edizione, semplicemente avevo dei ricordi della passata, quindi per questo, Sì. per questo in quella classifica l'ho messo dove l'ho messo, però... Free Vighenzi. però non mi toccate mio fratello a Vighenzi. parte quello, no, devo dire che, ma appunto, come già avevo visto l'anno scorso, è proprio un bel terzino, è forte, raga, è proprio forte. Ma infatti i 2 terzini del Cardano sono di un livello assoluto, ma già l'avevamo visto l'anno scorso, appunto. E per quanto riguarda Riunno, è il faro di questa squadra. E, tra l'altro ha preso pure lui attraverso una punizione assurda. E niente, sai che puoi dargli sempre la palla, che sia girato, che sia circondato da giocatori, perché fa sempre la scelta giusta, che sia il passaggio laterale o il lancio di 30 metri, 40 metri. E quindi niente, se il Cardano è arrivato dove è arrivato, secondo me buona parte la deve a questi 3 giocatori, e
E niente, però appunto non so se basterà per arrivare in fondo, perché alla lunga, soprattutto, poi chiaramente c'erano delle assenze, però ha veramente creato poco, secondo me, e è stata brava a portarla lì nei binari dove doveva portarla e voleva portarla, però secondo me con questo tipo con le partite che diventano sempre più difficili avrà bisogno di creare qualcosa in più e avrà bisogno di un maggior apporto dai suoi giocatori offensivi. Io concludo dicendo che le 4 partite che ho visto del Cardano, perché le ho viste tutte, Sì. io devo dire che il mio preferito sempre in campo del Cardano è sempre stato lui. Cioè Sì, non sì, me ne sì. vogliono gli altri, però è sempre stato lui. Poi non è capitano, però è un leader, si vede. Sa che è il vice. Sì, penso di sì, sì, sicuramente. Ed è, secondo me ha sempre mantenuto quel livello lì, non si è mai abbassato, anche se magari hanno sofferto una partita tipo con lo Schiaparelli Gramsci 0-0. Comunque il suo livello è lì, è un giocatore molto forte, a differenza di quanto dice Matte. Ho appena detto che è molto forte anche secondo me, quindi Sì, Vighe sei molto forte. Sei salito sul carro adesso, io ci sono sul carro dall'anno scorso. Lui lo Anch'io, guida ma- il carro. Io lo guido al carro di Vighenzi, Cioè io ho fatto delle spiegazioni, tu potevi Giannosso, incacciare. di Sì, Giannosso, sì, incredibile. esatto, io guido questo carro. Sputi sul lavoro di Matteo Levi, Presco. Però un po'. Giusto. E quindi sì, complimenti a lui e complimenti Anche a me. cioè, sempre. Grazie. No, a Caboy. H-Boy. A Caboy perché secondo me era quello che più di tutti, magari è una cavolata che sto dicendo, ci credeva più di tutti, non stava giocando. Questa è una cosa che Allora, dalla mia l'anno postazione non si scorso, vede. l'anno Bellissimo. scorso ha pianto uscendo ai rigori. No, secondo me ha pianto Perché quando si è infortunato. sì, esatto, ha pianto perché si è infortunato. Cioè, pensa tu, sei comunque l'anno scorso era uno dei leader di Certo. quella squadra. Ti infortuni in semifinale. Devi andare ai rigori, sei il portiere, quindi sei, diciamo, il faro principale della squadra ai rigori, perché dipende, non dico tutto da te, ma 90% sì, cioè alla fine, dal portiere. E cavolo, quest'anno sei il mister, ha fatto un discorso pre-rigori, veramente bello, lo volevo mettere su Instagram ma non si sente niente, quindi Cavolo. Goliz la prossima volta se riusciamo magari a migliorare l'audio, Sì, no? sì. Perché noi qua siamo in 11, guardate dove siamo arrivati, complimenti a noi, adesso andiamo e vinciamo la partita. Ha gasato un botto. Io chiedo un altro parere a voi su altri giocatori magari che sono un po' meno sotto la lente di ingrandimento perché magari non sono al loro ultimo anno, non sono magari troppo leader almeno mediaticamente in un certo senso della squadra. Sono Filippo Madeira, che meriterebbe anche lui il What a Player, e infatti se esce una bella analisi la clipperemo. Poi volevo chiedere un vostro parere su Lanza Laco, che ha fatto il numero 45, che segna anche uno dei rigori, forse il rigore decisivo, che ha fatto il trequartista dietro le due punte, perché anche il Cardano fa il 3-4-1-2. Meno organizzato dell'Einstein, ma dategli un'altra partita e secondo me siamo a livello. E poi Riccardo Pirri, che è un protetto di tutti noi, ma particolarmente di Matte, scusate. Allora, Madeira è un giocatore molto interessante, ma già l'avevamo visto un po' come pupillo, perché ha questo cognome esotico. Vero. Quindi no, a parte le cavolate, è proprio un bel giocatore, è molto duttile, può giocare più alto, può giocare terzino, può giocare appunto difesa 4, difesa 3, alto, basso, ti fa le due fasi in maniera molto interessante, quindi è sia un pericolo offensivamente che chiaramente molto disciplinato in fase difensiva, e nulla, sta continuando a dimostrare di poter stare in campo comunque in una squadra che, come abbiamo appena detto, di giocatori sulle fasce ne ha di livello, perché appunto Vighenzi, italiano, e ritagliarsi un ruolo in una squadra del genere non è facile, non è da tutti, e sicuramente non dico che è in lizza per un posto come miglior rookie, perché forse è ancora troppo poco, però con un altro paio di partite di questo livello a parte che vuol dire che arrivi in semifinale con un altro paio di partite di questo livello, però ecco, sì, se le vince entrambe in finale addirittura, però sì, ecco, quindi un bellissimo giocatore. E Lanza Laco stesso discorso, nel senso che chiaramente meno duttile, cioè i ruoli che fa sono più o meno quelli, però da qualità uno dei, probabilmente a livello offensivo,
uno dei riferimenti di questo Cardano, che però appunto come ho già detto e ripeto ha bisogno di qualcosa in più, non tanto da Lanzalaco ma proprio dagli attaccanti, ha creato un po' poco. Sì, concordo. Però Lanzalaco giocatore di grandi qualità e di grandi attributi, perché comunque anche lì andare a tirare il quinto rigore e metterlo all'angolino non è da tutti. E per concludere sul mio pupillo, nonché secondo me miglior difensore di questa competizione, no, forse allora non so se è miglior difensore, è sicuramente il mio preferito, è il mio difensore centrale preferito della Milano Football Cup, e chi? Riccardo Pirri. Ah, ok, sì. E nulla, semplicemente sono molto dispiaciuto che sia andato via, perché ogni partita per me era un'emozione vedere, no, a parte le cagate. No, è vero. Mi ha un po' ricordato il Bruzzone dell'anno scorso, capito? Quindi io mi sono affezionato a livello sportivo, ovviamente, al buon Bruz, e quest'anno l'hai mai invitato a cena? No, ancora non no, vorrebbe perché tantissimo, Sì, lui, sì. Mozzon, Li tiro, ce ne però sono tanti. capito, e quindi nulla, secondo me ha un po' ricalcato quel percorso lì, e purtroppo non a livello di vittorie perché non è arrivato in finale, però era quel tipo di giocatore, quindi non troppo prestante a livello fisico e, come dire, non era alto un 90 come un Pellizzoni, però in letture, anticipi, scivolate, interventi, contrasti, veramente colpi di testa anche, aveva un'elevazione assurda pur essendo piccolino. Vero. Giocatore secondo me di altissimo livello. Segnate, perché per una di quelle poche volte sono veramente d'accordo con Matte. Io ero molto felice del fatto che è 2008. Sì, 2008. 2008? È 2008, assurdo, vabbè. lo vediamo ancora. E allora? Ed è vero, cioè tra i tre che hai Vivia citato, il Vivia la difesa pronta per i prossimi 3 sì, anni. tranne allora. Guastone. Sì, A meno che non si faccia però bocciare come dire, ancora, speriamo. Riccardo Pirri da solo ti tiene la difesa, quindi può Vabbè, esserci un ok. bidone a fianco, Vabbè. che non è il caso di Guastone, No, ovviamente, anzi. però Assolutamente. No, però devo dire che tra i tre, cioè Pirri veramente, ogni volta che arrivava la palla da lui dico vabbè, adesso la prende lui, e la prendeva lui. Sì, di sì, testa, sì. sì, cosa? Sì, non è stai- vero. Sì, stavo sentendo, hai detto che le prende tutte lui nel duello con Greco. Cioè, Non ho neanche citato Greco. Lo cito io che te ne dimentichi. E detto questo, sì, sono d'accordo ampiamente con Matt. Datto? No, io dico Come che... stai? Io tutto bene, grazie. Voi ragazzi? No, perché a No. volte ci dimentichiamo di chiederci la domanda più importante di tutti. vabbè. Che bel momento, che bel momento. No, io stavo, mentre ascoltavo, perché con le cuffie puoi fare due cose insieme e comunque ti accorgi dei discorsi Adatto degli non altri. è per maloso, ragazzi. No, non è dietro per voi. affatto. E come si dice, stavo guardando le età. Pirri è 2008, purtroppo Madeira dovrebbe essere all'ultimo anno, 2006, e abbiamo citato tanti giocatori, ma quelli del Cardano, tranne Riccardo Greco, che è un bel giocatore, e Lanzalaco, che fortunatamente abbiamo appena citato, anche loro sono 2008, tutti gli altri sono all'ultimo anno. Altra eccezione per Gianluca Monaco, che è un altro bel giocatore, che però era assente purtroppo a Cardano VV, Sì. il numero 24, che ai gironi ha fatto molte belle È cose. un po' una last dance per il Cardano. Sì. Lo era già in parte lo scorso anno, Vero. nonostante fosse anche la first dance, Eh, paradossalmente. una first and last. Yeah, and now possiamo... Let's go on. Let's go on, ma prima volevo fare una piccola sorpresa, ovvero invitare al tavolo Fabio Quaretti. Prego Fabio. No, non è qua chiaramente, ma ci ha mandato un audio con la sua, che ha fatto la telecronaca con me, MVP del primo anno, del secondo anno anzi. Vabbè, del se BV. non sapete chi è Fabio Quaretti, Esatto. potete anche chiudere il podcast. No, Bravissimo. scherzo. Non chiudetelo. Non chiudete, anzi, non una utilizzate grande ai mossa vostri di amici. marketing. No, vero, ve vero. lo spieghiamo subito. Bella questa cosa, vai. Allora, Fabio Quaretti ci ha mandato un audio con la sua analisi più sul VV, essendo lui di casa, il Vittorio Veneto, avendo vinto il titolo nel 2023, anche l'MVP, non della partita, della finale, ma proprio l'MVP della Milano Football Cup 2023. Sentiamo cosa dice. La VV Cardano è stata una partita sicuramente molto intensa, le squadre hanno fatto tanta fatica, c'era anche un po' di vento che fermava il pallone quando si attaccava verso sinistra. Il VV secondo me ha sprecato tanto perché ha avuto l'occasione per andare in vantaggio, non le ha sfruttate bene, più volte con Ortona, con lo stesso Tommy Guastone. Non ha concretizzato le occasioni che
si sono presentate. Il Cardano secondo me ha risposto molto bene in fase difensiva, lasciandosi qualche buco, però poi rimanendo comunque solidi, e poi quando vai ai rigori serve essere freddi, serve essere concentrati, determinati al punto giusto, serve crederci più degli avversari. Gran prestazione di Tagliaferro in porta per il Cardano, quindi secondo me è un VV che ha sprecato un po' troppo, e è un Cardano che comunque è stato sul pezzo, e tutto sommato il pareggio nei 70 minuti ci stava, e poi ai rigori sappiamo che sono i dettagli che la decidono. Tutto corretto, Fabio. Esatto, Sì, tutto preciso. corretto. Fabio ha riassunto Giocatore in 1 minuto e totale 15. e complimenti perché ha una grandissima seconda voce. Esatto. E in realtà con la sua... Tu l'hai invitato a cena? Beh, fare una 20ª cena io e Fabio, cioè anche basta. No, poi se vuole magari a pranzo. No, Fabio Coretti, oltre ad essere un grande giocatore e una grande seconda voce, ha riassunto in 1 minuto e 15 secondi in tutti i nostri pareri, senza chiaramente andare in profondità come noi. Faccio un'ultima domanda al presidente prima di Amici Schiaparelli: quanto ci mancherà la curva ovest? Tantissimo, infatti stavo proprio prendendo il reel della curva che al momento, secondo me, è la miglior curva di quest'anno. E forse di sempre. Bello, 50.000, togli un attimo, eccolo. 50.000 tondi, non guardarlo No, che sennò fai 50.001. Tondi. Di sempre si potrebbe anche ragionare, perché effettivamente io, forse quella dell'anno scorso della Manzoni del Cremona, cioè Andrea Garavaglia, Sì. se la giocano. siamo lì, però sì, devo dire la passione che ci mettono, l'impegno, l'organizzazione è senza Poi eguali. due coreografie solo quest'anno, quindi anche più di 2, veramente meravigliose. Quella curva ovest vale per 2 praticamente. Poi spiego questa roba che ho detto. Guarda questa inquadratura, aspetta. Bella. Che è anche Capitano. la copertina del reel. Beh, Ci vuole un certo occhio. e poi Però diamo a Cesare quel che è di Cesare. Qui il Goliz ha gasato. no, sì, ha voglia. Cioè, ma è bravissimo il Goliz. Guarda qua. Anche qua. A parte questo che non... vabbè. Non è bravissimo a No, sventolare. ma perché secondo me erano un po' dure, perché le hanno fatte con la bomboletta. Ah. Io farei partire non uno, ma ben 2 applausi, per favore. Giusto. Facciamo tutto questo, di solito lo chiudo prima. Esce di scena la curva ovest che vale per 2, nel senso che purtroppo il Cardano non ha portato tanta gente, ma allo stadio, allo Scirea, scusate, sembrava fosse pieno. E Sì. invece c'era solo la curva ovest. Complimenti a loro. E anche complimenti, gli ultimi, e poi passiamo Sì. alla prossima partita, a Matte. Perché... Contentissimo. Perché? Devo dire che mi ha stupito tanto. Cosa Cioè, fa? ti volevo No, fare, lo so ti cosa volevo vuole fare, dire, Matte. ti volevo Io fare ho complimenti. capito. Qual è Io il ho meme capito. di oggi? Perché- Io ho capito. La partita finisce 0-0. Andiamo ai rigori. Madonna. Il ruolo di Matte, quando facciamo i rigori, è quello di segnarsi bene, perché non dobbiamo avere problemi, Soffre, Matte, soffre. chi li segna e chi li sbaglia, no? Certo. Matte, al momento in cui Italiano, che è stato il primo rigorista, ha messo il pallone sul dischetto, Matte non c'era. Alla radio, Matte, dove sei? Matte? Scusate ragazzi, sono in bagno. Matte ai rigori di un quarto di finale della Milano Football Cup era in bagno. Era un ottavo. Comunque, ragazzi, cioè, non è che... è un Quando po'- scappa, un scappa. bisogno fisiologico. No, ma infatti tu devi rispondere. Anche Sergio Ramos, ti ricordi, era scappato durante una partita in bagno. Se lo fa Sergio Ramos... Oh, Esatto. che ho visto un commento enorme. Non posso leggerlo per motivi legali. Ah, vabbè, ok, passiamo oltre. Però Tutto è non qualcosa. può leggerlo. Dai, Forza Napoli, se si vince lo scudetto si festeggia tutti e non posso andare avanti. Perché Ma, spiega come Di si Amicis festeggia. Gramsci? Andiamo a The Amicis Gramsci, che ha 2 peculiarità. È l'unica partita che si è giocata praticamente
in silenzio, perché ricorderà il presidente alla mia intro e magari alla prima occasione in cui ho dovuto alzare un po' la voce, si è girato come a guardare come mai si sentisse solo la mia voce. Purtroppo gli spalti erano vuoti. Spero che lo Schiaparelli, che è passato vincendo per 5-0, rimedi ai quarti, perché è meglio per chi gioca, è meglio per noi. Solito discorso, non mi dilungo oltre. E l'altra peculiarità è che tutte le prime dei gironi sono passate. L'unica seconda a partecipare ai quarti è lo Schiaparelli Gramsci, Complimenti. che nel girone del Cardano è arrivato secondo, superando Berchet e Agnesi, e invece Vittorini, sono letteralmente tutte prime del girone, tranne lo Schiaparelli che riesce a strappare il pasto. Ed è l'unica, insieme al Marie Curie, perché è stato eliminato ieri il Fais, che ha fatto i playoff ed è adesso ai quarti di finale. Quindi Vero. comunque Complimenti entrambi. Tra l'altro Marie Curie, che abbiamo descritto più volte come una delle favorite nonostante arrivi dai playoff, ricordiamoci che ai playoff lo Schiaparelli batte il Marie Curie, quindi Esatto. chissà che non arrivino entrambe in finale gli astri e facciano un rematch. Che partita è stata? Obiettivamente non troppo divertente, perché è stata totalmente a senso unico. Se volete raccontarla in breve. Io racconto una cosa carina di questa partita. Ok. Mi scrivono i ragazzi la mattina e mi dicono che se si potesse spostare la partita era un po' impensabile, improbabile, perché il loro unico portiere si era infortunato. Quelli del Gramsci. Quelli del Gramsci, sì. E loro hanno giocato la partita con un giocatore di movimento messo in porta. Clean sheet. Clean sheet. Alcuni portieri di ruolo non hanno un clean sheet. Complimenti. Il problema è che Lo bisognava Schiaparelli. spiegare al De Amicis che per fare gol bisogna tirare in porta. Ma infatti io l'ho detto a uno dei due. Gliel'hai spiegato? Gli ho Perché... detto la porta è quella bianca. ok. E lui mi fa, come quella bianca? Infatti Non è- tiravano tutti Tiravano di noi. verso la porta dell'entrata No, per gli spalti. a parte Hanno gli sbagliato scherzi, porta. a parte gli Hanno scherzi, sbagliato porta. Capita. allora lo Schiaparelli Gramsci non è arrivato con la mentalità giusta da squadra vincente, perché l'ha detto anche l'MVP all'intervista, perché è arrivato 5 minuti prima, perché è uscito tardi da scuola, cioè è uscito e poi il campo è lontano, quindi ci hanno messo un po' ad arrivare, ma purtroppo dobbiamo giocare a quell'orario. Però l'ha detto, è arrivato, non si sono praticamente neanche scaldati e poi hanno fatto 5 gol. 5 Quindi palle. non è arrivato con la mentalità giusta, però in campo hanno avuto la mentalità giusta. Ha voglia. Perché in campo era una squadra. Erano veramente, parlavano tutti. Parlavano di uomo solo, cioè tutti. Il De Amicis ha letteralmente l'incontrario. Cioè Agostato, direbbe uno sì, amico. non è stata squadra. Non è stata squadra, si davano un po' troppo contro secondo me. È vero. Non si capivano, è come se non avessero mai giocato insieme a volte. Comunque hanno fatto 3 partite più amichevoli, più allenamenti perché si sono allenati loro. Quindi è mancato quello al De Amicis, più ovviamente perché quando perdi 5-0 non è che ti manca solo la squadra. O forse sì, alla fine è quello. Però devo dire a senso unico, perché il risultato parla chiaro, e il De Amicis peccato perché aveva 3, 4, 5 giocatori molto interessanti. Io voglio fare i complimenti al portiere, al capitano del De Amicis, Sì. perché anche se ha subito 5 gol ha fatto delle parate clamorose e Fino al mi è piaciuto. 30° del primo tempo la partita aveva ancora senso grazie ad Achille Pastore. Il fatto comunque che il fatto che si perda 5-0 e il tuo miglior giocatore per distacco è il portiere che ha fatto almeno 5-6 interventi di livello assoluto, Sì. diciamo che se fosse finita 8-9-0, cioè Lo dimostra nessuno già il avrebbe avuto poi adesso sembra polemico nei confronti degli Amicis, però soprattutto gli ultimi minuti sono stati anche un po' brutti da vedere, cioè dal 3-0 in poi è stato veramente un scapoli ammogliati, cioè un ragazzo degli Amici mi ha chiesto di fischiare prima. Quindi figuriamoci, cioè, capito, non voglio gli dire chi ultimi sia. 10 minuti, quarto d'ora è stato Certo. proprio bruttino da vedere anche dagli spalti, perché appunto tutti che camminavano Squadre lunghe. ma non lunghe, proprio cioè chilometriche, sì. con Ti ricordo che il campo è lungo 100 metri, quindi è impossibile questa Chilometri affermazione che tu hai appena impossibile. detto, però va bene comunque. Vabbè. No, poteva andare peggio, poteva piovere. come direbbe Monti, vabbè. Poteva E- piovere. Vabbè, e meno male che almeno non ha piovuto. No, Parliamo delle ha cose piovuto? belle, però. Vabbè. Non mi ricordo se ha piovuto. Parliamo delle cose belle. Zero cose belle. No, i giocatori, è vero, potrebbe essere. No, potrebbe... no, ci sono certi giocatori molto forti. Di Crescenzo, per esempio, è stato Bra- uno Chiamato dei... da me Di Lorenzo. Beh, Ma cavolo. una battuta Cioè, No, veramente- allora, stesso ruolo, Sì, stessa stesso forza, inizio del cognome, stessa inizio- fine. Qua c'è, soprannome c'è del clamoroso. genio, c'è del genio. c'è del genio. Un soprannome per Samaden invece fino all'ultima partita il migliore degli Amicis, anche lui un po' agostato, non grazie a mi- Di Crescenzo, uomo su uomo, scusa.
Samagosten? No. Allora, secondo me no. Scherzando. No, è perché è troppo forte oggettivamente per una squadra che non riusciva a giocare con lui. È veramente un bel giocatore, No, forte, e appunto, come diceva anche Ludo, la squadra non l'ha minimamente aiutato, e poi è vero, Di Crescenzo ha fatto veramente una gran partita su di lui, più che altro perché Samaden si ostinava a giocare da quella parte del campo lì. Ha fatto un controllo a un certo punto clamoroso. Sì. Ma questo controllo di tacco assurdo, ma più che altro Di Crescenzo ha fatto i complimenti dopo. ma a parte quello, ma Di Crescenzo è un bravissimo ragazzo. praticamente Vabbè, li conosciamo, possiamo dirlo. no, è vero, tu hai è Pirri, vero. Bruzzone, noi abbiamo Di Crescenzo. Esatto, è incredibile. È vero. Ma infatti Di Crescenzo, quando vuoi una cena, noi due e te. E di Lui Lorenzo. no. E di Lorenzo, sì. Vabbè, comunque, appunto, Di Crescenzo l'ha praticamente annullato, e io fossi stato nel mister o in Samaden stesso mi sarei anche spostato da lì, perché se vedi che c'è un avversario che su cui fai così tanta fatica come Di Crescenzo, anche per caratteristiche, perché poi vabbè, nel senso, sicuramente non è stato servito al massimo, però ogni palla, anticipo, intervento, pressione, ti fa sbagliare lo stop, cioè a quel punto prova a cambiare, a variare, no? E invece non l'ha mai fatto. Poi chiaramente non è che se cambi posizione Samaden vince la partita, anzi il De Amicis sicuramente partiva secondo me sfavorito, però abbiamo visto tanti sfavoriti ribaltare i pronostici. Il De Amicis non ci ha manco provato secondo me, appunto ripeto, il fatto che il tuo portiere sia migliore in campo per distacco con voto 8 in pagella e perdi 5-0, non lo so. Dato? Commento. Cimarra Pugliese, ultima cosa secondo me della partita, coppia dei centrali del Gramsci. Cimarra, signor centrale, fisicamente strutturato, anche gamba per ripartire. Pugliese magari un tiro, esatto. Amicis. Pugliese magari non ha lo stesso impatto fisico e forse nemmeno tecnico in difesa, però poi va a fare gol. Comunque appunto in difesa non si gioca mai da soli, quindi avere un compagno pronto a supportare calcisticamente parlando lo stesso quando Cimarra trovi quella Pugliese, sintonia esatto. è difficile. Infatti per me una bella Gramsci è una bella difesa in generale. Sì. Ma sarà una bella partita contro il Vittorini, perché sicuramente poi vabbè, diciamo che arriveranno a un contest proprio loro due, la coppia difensiva dello Schiaparelli arriverà a un test importante contro il Vittorini, perché anche se Scotti torna non al 100% ma all'80-90% rimane, come ho detto prima, uno dei migliori attaccanti del torneo, se non il migliore a parer mio, e quindi hai un test importante. Sì. E vediamo, perché poi nel senso se butti fuori il Vittorini poi chiaramente arrivi in semifinale e sei anche con l'inerzia, cioè rischi di andare in fondo, no? Però appunto questo è un test sicuramente più provante del De Amicis, che adesso non vorrei sembrare che mi stia accanendo, però sicuramente non ha dato prova di dar filo da torcere. Certo, io farei un ultimo complimento, 2. Vabbè, Matteo Laddaga, il capitano, perché ha giocato un altro bel giocatore. E uno che non abbiamo citato, ma secondo me, cavolo, mi ha stupito tanto, che io ero lì in mezzo al campo, ero lì sulla linea laterale, ho Delfino dello Schiaparelli Gramsci, gran giocatore. Come detto ai tempi, veramente mi è piaciuto tanto. Poi è sgusciante visto la sua stazza modesta, diciamo. Beh, poi Gran comunque i delfini sono animali. Cavolo. Bene, io direi di passare, Matteo, grazie. Passiamo prima che qua. Tocchiamo Questa è una picchi battuta intellettuali veramente. Una lombardata. Questa è una lombardata. Grande Gaza. squadra una lombardata, tra l'altro. Sai cosa ci fa un Quanti delfino punti? nel deserto? Cosa ci fa? Muore. Andiamo avanti. Salutiamo il WWF. Speriamo che il delfino non trovi un deserto contro il Vittorini. Bante, potevamo anche chiuderla sulla mia. Bellissima. Un poeta. Perché i veri calciatori, tra l'altro ne conosco uno alto più o meno così, che nel deserto tra i cammelli ai mondiali in Qatar. Vabbè. Cremona Salesiani, la prima partita di questa settimana, abbiamo fatto al contrario. 1-1 nei tempi regolamentari. Che partita è stata? Lo chiedo a voi e poi andiamo come al solito a sviscerarla. Chi va? Inizio io. Vai. Scusate, prima che iniziamo, sì. Luca Bendoni scrive biologia marina bene, quindi hanno apprezzato la nostra. Fa piacere, ma parlare da intellettuale comunque esatto. ha sempre un certo fascino. No, allora, il Cremona Salesiani 1-1, anche qui
non sono state, posso dire, in tutti questi 5 giorni di questa settimana di ottavi, non ci sono state partite incredibilmente emozionanti o più che emozionanti a livello di occasioni, con 1000 occasioni. Esatto. Ho sbagliato il termine, non è emozionanti, però piene di occasioni, piene di possibilità, perché semplicemente il livello delle squadre è talmente alto che è chiaro che una partita non può finire 7-7 se ci sono due squadre che Non si siamo a affrontano. Roma. Esatto. Non si gioca a tennis, quindi è ovvio che le partite più le squadre sono forti, più le partite sono equilibrate, finiranno con meno occasioni, ci vorrà più cinismo per fare gol, bisognerà sfruttare ogni occasione, e io penso che in parte il Cremona l'abbia fatto, anche se i salesiani hanno dato veramente filo da torcere, perché alla fine l'hanno portata ai rigori meritatamente, Certo. perché penso che la partita l'1-1 fosse il risultato più corretto, e poi, come abbiamo già detto per le partite finite ai rigori, si tratta di una lotteria, quindi devi essere bravo e fortunato. Forse addirittura questa è stata, perché le altre partite che sono finite ai rigori ci sono stati i portieri protagonisti. In questo caso i salesiani hanno avuto ancora più sfortuna, perché i 2 rigori che hanno sbagliato li hanno tirati entrambi sulla traversa, quindi se possibile sfortuna nella sfortuna, e nulla, però onore a loro, perché hanno anche loro da esordienti in questa competizione hanno portato ai rigori l'ex finalista, e direi come abbiamo sempre detto, una delle favorite anche per quest'anno, e però complimenti anche al Cremona, perché hanno affrontato agli ottavi uno degli avversari più ostici come seconda, e comunque se la sono cavata per il rotto della cuffia, è vero, però giocando una partita comunque solida e in certe parti anche dominante, quindi pur appunto senza occasioni importanti, alla fine forse 51-49 hanno vinto anche loro ai punti, avrebbero vinto ai punti. Complimenti a tutte e due. Concordo Il Cremona che mi convince ogni partita di più, perché in ogni momento di buio riescono poi che è normale in una partita di calcio, avere dei piccoli momenti dove magari vai un attimo in deficit. E detto questo, quindi complimenti al Cremona e complimenti tanto ai salesiani, perché ragazzi abbiamo fatto un post, sono rimasti imbattuti, cioè non hanno mai perso. Questo è il punto. Cioè è questa la cosa, che secondo me sono stati un po' sfortunati. Hanno giocato 2 partite nei gironi contro il Vittorini, che hanno fatto 0-0, e contro i Feltrinelli hanno vinto 3-0. Sono andati agli ottavi contro potenzialmente una delle 2 squadre più forti di quest'anno, i vice campioni in carica. È nettamente il Cremona, sappiamo tutti quanto è forte, e comunque ne sono usciti ai rigori, che è sempre una lotteria ai rigori, come si dice sempre, no? Quindi tanti complimenti ai salesiani, e io del Cremona ho paura, perché il Cremona non vedo al momento, non vedo tanti punti negativi, anzi 0 praticamente, e anche se c'è da dire che uno dei mister, perché loro hanno un unico mister che si chiama Giorgio Beretta, e poi hanno tanti mister, Sì. e uno di questi, che è Diego Maggini, e anche Baroni era d'accordo con lui, ha detto: oggi non mi sono piaciuti i ragazzi perché non avevano la mentalità giusta. Io infatti sono rimasto deluso dal Cremona, come dire, in presa diretta, nel senso che mi aspettavo la classica partita che va sui binari del Cremona, ovvero sul gioco, sul palleggio, e ci hanno provato a tratti, però poi a mente fredda ho visto anche le altre partite, che anche se chiaramente fa strano dirlo, avere il quadro completo ti dà sempre un po' più di certezza sulle tue idee nelle altre partite, perché anche se non giocano più il Cremona e i salesiani nelle altre, avere un'idea del livello generale del torneo ti fa anche capire alcune cose, e quello che io ho maturato in questi giorni che ci hanno separato da lunedì, quindi sono passati 5 giorni, è che in realtà i salesiani hanno fatto una partita eccezionale su ogni pallone. Magari è questo che hanno un po' rimproverato gli allenatori ai propri ragazzi, quelli del Cremona, che non abbiano fatto lo stesso, ovvero su ogni pallone, Agnelli su tutti, perché volevo spendere 2 parole su di lui. Gran partita. Esatto, hanno lottato fino alla disperazione, cioè nel senso, Agnelli mi piace infatti tanto. sia ai gironi che lunedì, Sì. concordi? Sì. E quindi è stata una partita molto ruvida, molto intensa, soprattutto lato salesiani, quindi poi il Cremona un po' costretto, più è andata avanti la partita, più ha preso un po' le misure. Partita eccezionale di Caro Tenuto, ma secondo me ne parliamo a parte, e quindi è stata veramente una partita che, scusate le ripetizioni, un match che mi ha
un po' deluso all'inizio, ma paradossalmente ora che è passata quasi una settimana la ricordo invece come una grande partita, perché è passato avanti il Cremona quasi inaspettatamente, sia per come è arrivato il gol, anche se Federico Spinelli ci ha detto che ha chiuso Voleva gli tirare. occhi, voleva crossare tutta la vita, Sì. la palla è entrata in porta e poi i salesiani, io mi aspettavo subissero un contraccolpo psicologico, non solo non è stato così, ma dopo il Anzi. gol e fino a che il Cremona non riprendesse le misure hanno quasi meritato di passare in vantaggio per 2-1 dopo aver pareggiato. Poi appunto ai punti, come diceva giustamente Matte, magari per 10 minuti ha giocato meglio il Cremona, poi per un quarto d'ora i salesiani, poi di nuovo 5 minuti di Cremona, poi una ventina dei salesiani e quindi è stato appunto una partita di ping pong quasi e quindi ai rigori poi entra in gioco anche la sfortuna, perché non puoi dire che li ha calciati male. No. Hanno preso 2 traverse. Esatto. Secondo me, e traverse comunque... Una traversa riga. Esatto. Secondo me, se i salesiani avessero partecipato a questo torneo dall'anno in cui È stato c'è creato? dall'anno in cui c'è il Cremona, staremo parlando di una delle squadre più forti che abbiamo sempre visto. Perché poi, vabbè, magari cambia la squadra, però secondo me con più esperienza alle spalle, Certo. vedendo più partite, tu i salesiani, devo dire, sono rimasto impressionato anch'io. Ma secondo me perché li abbiamo un po' sottovalutati semplicemente per il fatto che molti dei ragazzi dei salesiani si sono aggiunti in corso, quindi i giocatori più forti li abbiamo visti solo solo nell'ultima partita, ultime 2 partite, forse solo l'ultima quando hanno vinto contro il Feltrinelli. E quindi li abbiamo un po' conosciuti tardi, però ci sono veramente ragazzi di qualità elevatissima, cioè da top del torneo, perché abbiamo Duranti, Agnelli. caso a parte, Duranti giocatore senza senso, poi Sì. vabbè è stato in questo caso un po' meno influente, cioè, la sua prestazione sulla prestazione generale della squadra, perché è semplicemente trovato un cliente scomodo. Cioè, Però- ragazzi, Carlo Tenuto mi ha stupito tantissimo. Però Ovelli, Agnelli, Maffa, la difesa in generale dei salesiani, che anche loro, a parte che giocavano a 3 anche loro, quindi altra squadra che ha giocato a 3 e ha giocato a 3 bene, e però i 3 centrali salesiani veramente livello assurdo. Fioritti Maffa ha poi fatto gol, sì. Maffa capitano, e quello che mi ha stupito di più perché appunto centrale di 3, quindi diciamo che amministrava la difesa, giocatore di livello assoluto. Poi particolare il fatto che comunque giocassero quasi tutti insieme, cioè giocano tutti, in molti giocano al Villa, comunque giocano in società, dico salesiani e Cremona, i ragazzi giocano spesso insieme e quindi era un po' un derby per loro, probabilmente, Sì. quindi l'hanno vissuta anche da quel punto di vista lì emotivamente, in maniera importante. E poi appunto vorrei fare un capitolo a parte per la prestazione di Caro Tenuto, perché è forse prestazione leggendaria, cioè secondo Bravissimo. me è mitica, cioè è una prestazione mitica perché Piace un botto. lui ha annullato, poi vabbè adesso annullato magari in termini esagerato, però lo facciamo per dare scalpore per il show, ha annullato Michelangelo Duranti, che forse è anche lì, se non il miglior attaccante del torneo, uno dei migliori, cioè in prospettiva sicuramente il migliore, perché adesso magari sarà addirittura l'ultimo, primo e ultimo anno che ce lo godremo questo torneo, perché farà un salto e andrà a giocare tra i professionisti. Sì. Però lui l'ha preso e l'ha tenuto 70 minuti E devi pensare e che non gli ha fatto fare un tiro in non porta. era l'unica cosa che doveva fare. Cioè lui, essendo capitano, essendo diga, essendo il leader principale di questa squadra, deve anche pensare alla situazione mentale di tutti i suoi giocatori e di come sta giocando la squadra. Esatto. Quindi non è solamente il classico difensore, prendo l'attaccante, penso solo a lui. No, tu devi pensare anche a tutto il resto. Ma poi Quindi complimenti. si prende Mm. quando, come dire, il Christian Testa di turno o non lo so, il Mondini di turno viene preso a uomo, deve anche interessarsi della costruzione, diciamo dal basso del Cremona, perché è lui più predisposto di Nicosia a farlo, no? Quindi ha anche questa aggravante in più, questo peso in più sulle spalle, diciamo così, e soprattutto io vorrei far notare il fatto che soprattutto nel primo tempo, quando hanno giocato Spinelli e Maggini, tra l'altro il rientro di Maggini secondo me è molto positivo, e Anche se poi quando è entrato Mazzotta si è visto che è sì, forte. ma perché? Perché secondo me sono 2 terzini troppo offensivi per Sì. giocare insieme, e infatti nel primo tempo hanno giocato praticamente uomo a uomo, i 2 centrali del Cremona contro i 2 attaccanti del Salesiani, se li sono presi uomo a uomo e appunto hanno fatto fatica a fare tiri in porta. Cioè questa è la prestazione dei 2 centrali. Ma sai perché questo? In primis chiaramente Caro Tenuto, perché però anche Nicosia, ragazzi, Sai anche perché se questo? giocatore- Perché si conoscevano. Perché si conoscevano, cioè, o comunque magari non direttamente, ma
metà della squadra si conosceva con gli altri, scherzavano, ridevano, si sono abbracciati, l'hai visto, l'ho fatto, ti ho messo alle streghe, cioè si conoscevano, quindi conoscere l'avversario, sai perfettamente com'è, come gioca a calcio, secondo me quello fa tantissimo, e infatti è stata una partita... Intanto ci salutano dagli Stati Uniti, buongiorno da USA, forza Como. Così, un saluto anche a Mr. 1203. Vabbè. Forza Como sempre, vero? Grazie. Bravo. Comunque, no, allora, terminando il discorso, complimenti veramente in generale alla difesa del Cremona, che secondo me quando è entrato Mazzotta, se Spinelli è stato messo alto, ha fatto ancora meglio, perché Mazzotta è chiaramente uno più disciplinato di Spinelli e Maggini, forse con meno estro, meno propensione offensiva, però ordinatissimo, non sbaglia mai una scelta, una giocata, sempre puntuale, e quindi giocare con un terzino come Mazzotta, l'altro come Maggini, quindi più di spinta, e avere Spinelli come opzione offensiva, cioè tanta roba, no? Avere questa ampia gamma di scelta rende il Cremona per questo una papabile vincitrice e una che abbiamo messo fin dall'inizio, fin dalla nostra ripartenza, come tra le favorite. Io chiuderei... Io rispondo... Allora, dimmi prima. No, io chiuderei il discorso citando un attimo il ritorno di Mondini di Ferrando. Di Ferrando soprattutto, esatto. Sì. Prima volevo dire un'ultima roba su Caro Tenuto e poi avrei fatto la tua stessa domanda. Caro Tenuto è l'unico a sbagliare il rigore contro il Cardano, batte il primo sotto l'incrocio. Andiamo avanti. Giocatore, più che altro è proprio... cioè, è duro, cioè... Mi ha fatto ridere come... non sto trovando un termine, però... È duro, ma neanche elegante. Sì, è granitico. È Granitico, Thiago Silva. Va bene. Uno dice granitico, Thiago Silva. Detto questo, io vi avviso solamente miglior centrale degli ultimi 15 anni. Io ho il computer, un botto Thiago Silva. Ho il computer al 13%. Quindi stringiamo. Quindi velocizziamo. No, Ferrando che giocatore? Ferrando Mondini, mancava. Sì, mancava. Poi vabbè, non è che abbia fatto neanche questa partita incredibilmente da 8, però già ha sgonfiato il pallone un paio di volte con degli stop che hanno gasato in maniera assurda, però no, deve ancora scaldare il motore, forse. Verità, poi vabbè, come dire, ha riferto anche l'assist per Spinelli, che poi vabbè, chiaramente non doveva essere un assist, era semplicemente un'apertura, però sa anche lui come muoversi, trova il pallone, soprattutto ha questa capacità di ricevere il pallone tra le linee e girarsi nello stretto e trovare la giocata poi aperta oppure l'imbucata per la punta. Secondo me, allora io avevo detto le parole forti su Gianmarco Mesi quando aveva fatto quel gol di tacco, in generale mi era piaciuto moltissimo. Sicuramente non vado contro non vado contro quelle parole che avevo detto, penso che comunque Mesi sia un grandissimo attaccante, deve dimostrare di più, secondo me. Sì. Cioè non basta la partita che ha fatto contro i salesiani, deve dare di più, e stessa cosa vale per Ligu, perché secondo me il ruolo che in questo momento sta mancando al Cremona per essere, come dire, quella schiacciasassi che potrebbe essere, e quindi, come dire, aumentare ancora di più le possibilità di arrivare in fondo, è la punta centrale. Sì, ce le hanno Mesi e Ligu, esatto. Devono sono due giocatori assolutamente capaci di fare di più di quello che hanno dimostrato nell'ultima partita, e non penso basterà, cioè non so se basterà col Beccaria, potenzialmente. Vediamo contro Sassudelli cosa succede. Capito? Quindi secondo me sono entrambi capacissimi di farlo, perché hanno le qualità e hanno anche, soprattutto la roba che dicevamo prima, sono forti e hanno gente forte attorno, quindi hanno tutte le carte regole per poter far meglio, e spero per loro lo facciano, ma sono sicuro che daranno di più. Concordo con tutto, concludo con il dire che a differenza di Ligu, Mesi ha qualche anno in più, perché Ligu è 2010, quindi magari partisse dal primo minuto, magari potrebbe anche fare di più, e proprio per questo Mesi, poi chiaramente sono tutti amici, quindi è una situazione diversa dal professionismo, però per non farsi scippare il posto dall'ottimo Andy Ligu, che anche secondo me non è entrato benissimo coi salesiani, ma invece nell'unica partita che ha fatto da titolare, se non sbaglio quella contro il Galvani, ha fatto molto bene, senza trovare il gol, ma manovra anche un tiro da fuori con una grande risposta del portiere. Quindi Mesi deve fare di più, anche perché sennò poi il titolare nelle prossime partite potrebbe farlo quello più piccolino dei due. E passerei, sì, anche perché ci vuole il 10%. Esatto. E allora forse dobbiamo saltare il giochino, che però era molto carino. Al volo, facciamo il giochino al volo. Esatto, fai così. Il giochino al volo, tanto ci mettiamo 5 minuti. Allora, il giochino di cui stiamo parlando, non so se ci arriva, aspettate, bello della diretta. Il cable, questo cable management. Fallo passare da sotto, no? Intanto abbiamo raggiunto in questo momento le 2 ore di diretta, nel momento più alto.
Ok, easy. Allora adesso per altre 4 ore possiamo andare avanti. E non carica, eh? Sì. Ora sì. E allora, io volevo chiedere di fare insieme l'11. Allora, perché agli ottavi di finale ci sono 16 squadre, 8 ne passano e vanno ai quarti, e chiaramente quindi 8 sono eliminate. Di queste 8 Sì. dobbiamo tirar fuori un 11 che possa essere competitivo per vincere, e secondo me si può fare, la Milano Football Cup. Ma un 11, cioè un 11 a testa? No, insieme. Partendo dal portiere Vai. cerchiamo di... secondo me se la giocano Carbone e Pastore, e forse Pastore, preferisco quello degli Pastore. Amicis? Sì. Forse preferisco Pastore Beh, nonostante sì, la grande sì. partita di Martino Carbone. Pastore anche secondo me. Ci può stare. Che modulo vogliamo fare? 3-4-1-2? Che va di moda? Mm. Oppure... Perché io ho in mente 3 difensori anche qui. Vai, va bene, vai. Se Perché non abbiamo più giocatori offensivi, dai. Perché i Ci difensori che ho in mente, tra quelli usciti, sono sicuramente Palomba nonostante l'errore, sicuramente Pellizzoni e Pirri. sicuramente Pirri, questi 3. Sì, esatto. ci siamo. Questa è la difesa 3. Se Sì, vogliamo... anche secondo me. Sono d'accordo. Pirri, Palomi. Bella difesa, cavolo. Sì. Ok, Sì, quattro. direi poi nei 4, 2 centrocampisti, uno magari di impostazione, uno più di estro / muscoli, una delle due cose. Non so Si può se... mettere Guastone. un Tommy Guastone. Per forza. Sì, sicuramente. E si può mettere un Agnelli. Agnelli. Agnelli ci va 100%, sì. Ah, cavolo, anche Maffa potrebbe E stare... anche Aimerito. Sì. E anche Aimerito. Sono troppi. E facciamo... Guastone nel... però poi chi sarebbe il trequartiere? no. Espolaor. Ah, cavolo. Ragazzi, Vabbè, pessimo ragazzi, gioco. bisogna fare delle Difficile, bisogna scelte. fare delle scelte. Vabbè, Allora, sì. Aimerito può stare fuori dal centrocampo? secondo me sì. Secondo Può me stare fuori, sì. Può stare fuori, però, capito, le tre è lì. Cioè, Sì, Chi è sì, che sì. sarebbe manca? è il Spolaor, terzo. Agnelli, Guastone e... No, Spalora gioca dietro le punte, nell'uno dietro Esatto, le punte mancano esatto. i due esterni. Diciamo, Ah, ok, quindi Spolaor e Guastone abbiamo detto. Spalor, Guastone e E ne Agnelli. manca uno. E Agnelli. Bello, Mancano bello, bello. due esterni. Sì. Gli esterni Alle sono... 2 punte. Esterni un po' mancano. Lanfranchi, bella partita nel VV. Mettiamo Però è un Cordera esterno a 4. alto, non è un... capito. Giannosso. Cordera ci magari. sta, secondo me si può Giannosso. Ma lui è sul carro di Giannosso, tu mi sa che no. No, si può mettere, secondo me si può mettere Non è che sei forzato. No, anzi, no, ma io non ho mai detto che... Apri il tabellone, anzi. per favore. Che tabellone del... Esatto, Sì. così rivedo. Allora, nel FAES sugli esterni ha giocato Rasini a un Si certo può punto, mettere Cometto. Farina... Cometto. Sì, io Cioè, voto Cometto. per me a destra. possiamo anche abbassare Giannosso a sinistra. delle ali, Cioè, non dobbiamo Io forse- Sì, è voto vero, Cometto e Giannosso. Se no, per farla più equilibrata, il press vota Cometto e Giannosso, e nel Russell, nei salesiani, invece chi c'è? Esterni. No, esterni ne avevano, secondo me. Hanno giocato Casagrande, che non ha giocato male, e non ricordo quello di destra. Vogliamo abbassare quindi 2 offensivi? Oppure ne facciamo scusate, uno e uno, ma se no se riusciamo. facciamo 4-3-1-2, mettiamo i 4 difensori senza terzini, mettiamo 4 centrali. Ok. Perché cioè almeno mettiamo dentro Squadra quelli che che- avevamo messo prima. Cioè se tu metti 4 difensori, metti Maffa, Pirri. Pellizzoni, Palomba. Palomba. Ok. 4 difensori. Poi- Poi i 3 centrocampisti puoi mettere Aimerito, Agnelli e Spolaor. Guastone. Guastone. L'uno dietro le punte metti Spolaor e 2 punti io metterei Cordera, Cordera, sicuro. e metterei Persico e Forte. se no, E però Duranti. Duranti per forza. Duranti Sì, per sì. forza. È che, Duranti. secondo me vinciamo a mani Capito? basse la Cioè, coppa, ragazzi. Non hai hai messo 4 centrali in difesa, che non però è Pirri può fare anche può fare quello che vuole. Pirri può fare la punta per me, però Sì, sì, il portiere può fare il direttore Dove sportivo. lo porti a cena? Ama Golf. Sì. No, vabbè. Marchettina, Sì, giusto Il invece. miglior ristorante di Milano. Beh, bella squadra. Se riusciamo a metterla in grafica, ne faremo anche un reel, ve lo spoilero. Quindi un saluto agli amici della page di Tocco di Classe. E Watch cattivissimo Pastore. list. Watchlist e pronostici che hanno creato tanto Prendiamo il scalpore. tabellone. Ok, sì. Vittorini, Schiaparelli. Schiaparelli. Quando si gioca e dove? intanto? Allora facciamo un'altra cosa. Partiamo dalla prima partita che Gasi. si gioca in settimana, che è La posizioniamo noi a voce. Cremona Nessuno era Beccaria. in hype. Scherzo. Cremona Beccaria. Il primo quarto è deciso, dice la grafica del nostro Ma social vogliamo media provare a manager. buttarci su dei risultati esatti? Mamma mia. Finiamo malissimo. Siamo secondo me. malissimo. Allora, Cremona Zappa Beccaria è quella probabilmente
che mi sento di dire sarà più emozionante. Più elettrizzante. Più elettrizzante, sì. bravissimo. Sì. Secondo me sì. Io dico Cremona, però tipo 2-1 o 3-1. Cioè con gol, cioè fanno gol entrambe. Ok. Quindi dico, però dico Cremona. Ok, io dico anch'io Cremona con difficoltà, perché secondo me conta anche quando è il tuo momento. E questo è il momento del Beccaria. Ci sta. Press? Io sono d'accordo con voi, dico anch'io Cremona ma con difficoltà. Sarà un peccato perdere uno tra Spinelli, Carotenuto, piuttosto che Torti, Ronchi. Non voglio neanche pensare. Ormai sono talmente forti che ogni volta Perdi che perdi qualcuno, perdi mamma. qualcuno di forte, quindi È così. c'è poco da fare. Siamo a quel momento lì. La seconda è Marie Curie Cardano. E anche la seconda proprio in ordine di... Ok, Mercoledì prossimo. passa il Cardano. Allora, posso dire che anche a me puzza di upset, però dico comunque Curie. Cioè, se c'è qualcuno che può batterli, il Cardano è tra quelle squadre che può impensierire e battere eventualmente Marie Curie, però dico ancora Curie e dico tipo 2-1. Ok. Io dico dipende da chi scende Bello. in campo del Cardano. Cioè, dici Se che ci sono tutti o no? se ci ci Dici- sono di nuovo tutti, così pochi come l'altra volta fanno più fatica. fanno Ci può molto. stare. Tu dici che se sono tutti vincono? Possono... Hanno buone possibilità di Sì, stanno sbilanciati. Va, quindi Curie o Cardano per te? No, rimango comunque del Curie. Ah, ok. Ok. Siamo dei paraculo. Sì, Sì, abbiamo sì, fatto sì, tutto il preambolo per poi dire Curie lo stesso. Però. Se il Cardano passa e... Cioè, se il Cardano passa... Se il Cardano E cre- passa ti offro una cena. E il Vabbè. Con chi del Cardano, però a questo punto invitiamo... No, a te, No, certo, però visto che siamo in vena di offrire cene ai nostri giocatori... con Loris. Che poi abbiamo... Va bene. Che poi quello che stavi per dire è esatto. che se dovessero passare Cremona e Cardano avremmo il rematch dell'anno scorso. Rematch. Assurdo. Sì. Anche quello, secondo me, Assurdo. incide nel senso in quello che è il destino di questo. Cioè, nel senso, alla fine devono succedere delle cose. Le piloteremo. Cardano, esatto. Scherzavo. Vai, andiamo. Prossima partita. Giovedì prossimo al Villa, Cattaneo Einstein. Questo è un rematch. Neri contro bianchi. Questo è un rematch. L'anno scorso è finita 0-0 ai rigori, ha vinto il Cattaneo. Ha segnato il rigore decisivo Omar Castellani. Io dico rigori. Io Anch'io dico rigori e dico Einstein. Io dico rigori e E segna il rigore decisivo Pietro Barboni. E viene sotto la curva così. me. Sì, gaserebbe. No, io dico rigori, a questo punto dico Cattaneo, però siamo lì comunque. Se la Io giocano. dico, se si sveglia Fadudi... no, scherzo, secondo me Se finisce i arriva rigori... con un Uber, Quella retroscena niente male. No, tra l'altro mi suggerisce questa foto Pietro Costante, che è un grandissimo giocatore, mi dicono avere un fratello minore che gioca a livelli fortissimi, tipo, cioè altissimi, tipo under 15 anche giro nazionale, addirittura dovrebbe fare il portiere. Sì. e? Anche a me è arrivata Vabbè, questa un voce. fun fact. Niente. Ah, Cioè la famiglia ha dei buoni geni. comunque. Cavolo. ok. E quindi l'Einstein secondo me la spunterà ai rigori. Se Anche devo- quindi siamo tutti sui rigori. Sì, Tutti sì, sui sì. rigori, io ho dato sull'Einstein perché abbiamo paura poi delle critiche. E io Siamo dirò Cattaneo intimoriti. per differire. Dai. Però i ragazzi ci hanno detto di dargli sfavoriti. Però noi non Ah, è vero. ascoltiamo No, quello che esatto, dicono i ragazzi. proprio per quindi- questo passerete voi. Guarda l'ultimo commento che non si può leggere, non tanto perché è qualcosa di sbagliato, ma perché allude a... No, quello lì. No, quale? Il commento, Questo? l'ultimo. Buongiorno, Vabbè, niente. la usa? Di Francesco Vabbè. Monterosso. Chi cazzo sei? Immaginatelo con la sua voce, immaginati perché l'ha scritto. Vabbè, niente. Vabbè, ma niente. passiamo Ho perso. all'ultimo, dai, Direi l'ultimo di sì. quarto, dai. che- Vabbè, niente. No, l'ha tolto. Ah, ecco. Ha guarda. tolto il commento. Ah, Mamma mia, si autocensura Monterosso. Che vergogna. Ultima partita. Pusillanime. Venerdì prossimo Bella questa. allo Scirea alle 15:45 Vittorini Schiappare di Gramsci. Io dico Vittorini. Anch'io. Se c'è Scotti, Vittorini. Se non c'è Scotti, c'è Scotti. Perché faremo in modo che ci sia. Esatto. E per il bene del calcio e del mondo. Però no, dico Vittorini e dico Ah, lui sta andando sui 3-1. risultati esatti. 2-3-1. Casa, casa. Non l'ha detto nessuno, però va bene così. Ma perché mi sbilancio? Sì, sì, Personalità. È vero. Sono l'unico che ha azzeccato qua Vittorini Fais come è finita. Io Dico dico- solamente perché hai detto che non potevamo dire il tuo stesso risultato. Però vabbè. Io dico Vittorini se c'è Scotti, ma se non c'è Scotti, Vittorini. Io dico una cosa pesante. diversa da voi.
Se c'è Scotti, Vittorini. Se non c'è Scotti, Schiaparelli, Gramsci. Ok, quindi Scotti sposta nelle vostre pronostiche. Scotti sposta. Eh sì che sposta. Anche nel mio quotidiano. No, anche perché secondo me se non c'è Scotti nei titolari, taglia. Se non c'è Scotti nei titolari comunque subentrerà. Quindi per questo secondo me il Vittorino riuscirà in ogni caso a strappare il pass per le semifinali. Contronostico Schiaparelli. Quindi secondo i nostri pronostici le semifinali sarebbero Vittorini e Einstein da una parte, perché 2 su 3 hanno detto Einstein, e dall'altra parte Cremona, 2 su 3 hanno Curie. detto Curie, quindi Curie, Cremona, esatto. Chissà se ci prenderemo, secondo me no, però... Ci vediamo sabato prossimo e capiremo. Esatto, Lo sapremo. oppure lo vedrete nelle storie delle curve, delle page, delle scuole, delle squadre, certo. perché magari ci clippano prima. E allora, esatto, ci vediamo sabato prossimo con l'11ª. Ci vediamo anche prima, perché mi raccomando. Certo, però a questo tavolo ci vediamo sabato prossimo. Noi ci vediamo non lunedì. con tutti ovviamente, perché questa è casa mia. No, certo, no, vengono qua. Calmi. Lunedì invece c'è la prima Sì. partita dei quarti e venite a vederla perché sarà una partita elettrizzante. Come Al ha detto Villa Matte. c'è un sole che spacca le pietre. Speriamo. Cremona Beccaria, non sarà mai un solo che spacca. Però venite lo stesso. Cremona Beccaria al Villa, ci vediamo lunedì. Ciao, e sabato ragazzi. prossimo.